L'anteprima di Porta a Porta dedicata al Natale, il titolo Natale tra mutui, bollette e regali. Cercheremo di capire che aria tira quest'anno, se si risparmia, non si risparmia, se la gente spenderà un po' di più o spenderà un po' di meno, soprattutto come investire magari i pochi o tanti risparmi che si hanno nell'anno prossimo. Stasera parleremo anche, oltre che di regali, anche di cucina, perché il Natale, bene o male, per chi ha tanto e per chi ha poco, qualche cosa in cucina si fa. E allora il ministro Renato Brunetta non verrà soltanto a dirci che cosa dobbiamo aspettarci per l'anno prossimo, ma viene anche come autore e coautore con Fabrizio Nonis, macellaio e gastronomo notissimo, come coautore di un libro Oggi vi cucino io. E allora per par condicio Alessia Mosca del Partito Democratico, Brianzola Doc, dovrà cucinare anche lei qualche cosa della sua terra, e cioè? Brianzolo. E cioè? Un risotto. In realtà sono stata presa a tradimento perché io non sono un'appassionata di cucina come il ministro Brunetta e quindi non siamo in par condicio. Io sono brianzola e quindi un risotto con la luganega. E invece Nonis che cucina? Qual è il piatto? Nonis è il maestro della carne. Nonis è macellaio. Io l'ho incontrato per la prima volta in televisione, pensavo fosse toscano, poi l'ho riscoperto veneto del nord-est e siamo diventati amici. Sì, nord-est, siamo diventati amici e lui sa lavorare molto la carne. Però stasera andiamo, Nonis che cosa fa stasera? Fa qualcosa di lenticchie e radicchio, mi spiegava prima. È bravo, bravissimo. È bravo, bravissimo. Posso solo dire una cosa? Il libro è per beneficenza. Il libro è per beneficenza, bene. Questo libro che è un libro di ricette? Sì, è un libro di ricette, regione per regione. Ricette, ricordi e varie umanità. E varie umanità. Poi chiediamo al ministro qual è il piatto che gli viene meglio, ma intanto cominciamo il nostro viaggio appunto in questo Natale con i regali. Se n'è occupata per noi Simona Deci. At Christmas time, we let in light and we banish shame. Rispetto allo scorso anno, lei pensa di spendere la stessa cifra, di più, di meno? Per un caso fortuito spenderò di più. Anche l'anno scorso non è che ci siamo dati alla pazza gioia, ma comunque più o meno i livelli sono quelli. Più o meno 500 euro fra tutto. Decisamente meno, volutamente proprio. Questo le sembra un Natale che risente della crisi? Ma vedendo tanta gente in giro direi di no. Natale sottotono ma non troppo. Secondo uno studio di Confcommercio, infatti, oltre il 90% dei consumatori non rinuncerà alla tradizione del dono. Secondo la ricerca, quest'anno tra regali, cibo ma anche bolletta, benzina e servizi, ogni famiglia spenderà circa 1.337 euro, 17 euro in meno dell'anno scorso. Quest'anno a Natale che cosa regalerà? Pensieri e parole, libri. Salto e regali, problemi economici. Cose elettroniche, vestiti. Andrò un po' sui profumi. Abbigliamento più che altro. Solamente cose utili. Per esempio? Per esempio 2 borse. Regalerò la presenza, la compagnia, l'affetto. Sempre secondo Confcommercio, i regali più richiesti sono i generi alimentari, più 9,5% rispetto al 2009, e i prodotti tecnologici, che registrano, almeno nelle previsioni, un 16,5% di vendite in più. Irrinunciabili poi per le famiglie sono i giocattoli, che rappresentano circa il 52% dei regali. Quello su cui proprio non si può risparmiare sono i regali ai bambini. I bambini. Costano molto? No, accessibili. Ai bambini non deve mancare nulla. Con 3 bambini è difficile risparmiare. La vera novità di quest'anno, infine, secondo il Politecnico di Milano, è rappresentata dallo shopping online. 8 milioni di italiani acquisteranno su internet i doni natalizi, spendendo circa 1,5 miliardi di euro. I regali più gettonati sono sempre quelli tecnologici, i libri e i vestiti. Regali online ne ha fatti quest'anno? Sì, però non lo posso dire. Spero di non avere problemi che arrivino in tempo. È un po' rischioso, insomma, comprare su internet. Oltre alla comodità, anche il vantaggio di risparmiare qualcosina.
a proposito di elettronica, se non ho visto male, è di oggi la notizia che i supplenti avranno la posta elettronica certificata e quindi potranno sapere in tempo reale se vengono chiamati, cioè come funziona la cosa? Funziona così, in Italia ci sono circa 250.000 supplenti che svolgono la loro attività per le scuole di ogni ordine e grado. Ogni mattina normalmente le segreterie delle scuole, quando vedono che manca un professore, manca un insegnante e così via, si attaccano al telefono sulla base delle graduatorie e chiamano per riempire le classi. Tutto questo da gennaio in poi su un progetto realizzato assieme al Ministero della Pubblica Istruzione, e i supplenti, quelli accreditati, quelli in graduatoria, saranno dotati di posta elettronica certificata di cui abbiamo già parlato in questa trasmissione, le scuole comunicheranno le richieste ma anche il contratto per cui poi ci sarà la firma elettronica per firmare l'accettazione e tutto avverrà con la posta elettronica certificata, senza trucchi, senza inganni, in maniera totalmente trasparente, come se fossero raccomandate ricevute di ritorno istantanee. 250.000 studenti, questo renderà la vita più semplice, supplenti, scusi, la vita più semplice per le scuole, per le segreterie e per questi lavoratori della scuola. Senta, lei, il suo collegio è Brianza? Sì, Milano e la Brianza. Milano e la Brianza, quindi una zona ricca. Che clima sente? Che cosa si aspetta la gente per questa fine d'anno, ma soprattutto per l'anno prossimo ormai? Ma sì, intanto dipende da dove uno va a passeggiare, perché è chiaro che se uno passeggia a Via Monte Napoleone o in Via dei Condotti a Milano, a Roma, la situazione è sempre la stessa. La cosa che preoccupa non è tanto il fatto che non ci siano i consumi o che i consumi più o meno tengano, ma è proprio di oggi la notizia di Banca Italia del divario che c'è tra la ricchezza delle famiglie, e questa è la cosa più preoccupante, perché se, come dice oggi Banca d'Italia, il 10% delle famiglie detiene in Italia il 50% della ricchezza, significa che noi abbiamo un problema, perché vuol dire che la fascia di povertà si sta allargando ed è proprio lì che si deve intervenire e non si sta intervenendo. Perché sono dati al 2008. Sì, però di fatto questi sono dati che noi sappiamo essere veri. Ci sono delle fasce poi, delle categorie, se si possono così chiamare, che sono le categorie più deboli, che sono quelle che hanno maggiormente avuto il peso della crisi sulle proprie spalle, basta vedere i dati che riguardano sono dati i giovani. 2008, non hanno ancora scontato la crisi. I giovani, per esempio, non però, hanno ancora scontato la crisi. Sul dato dei giovani, la disoccupazione giovanile, che è un dato aggiornato al scorso mese, quindi diciamo che sono dati aggiornatissimi, abbiamo una fascia di popolazione, un giovane su 3 non ha il lavoro, questo significa che non ha neanche i soldi per poter consumare e perciò significa che noi abbiamo delle categorie, appunto delle fasce di popolazione che si trovano ad essere in serie difficoltà, e non è un caso che il 95% dei laureati in Italia pensa che, dei laureandi in Italia, pensa che il proprio futuro sarà all'estero. Posso proporre un patto di Natale? Un patto di Natale, sì. Che il governo non deve essere per forza ottimista e che l'opposizione non debba essere per forza pessimista. Sono del 2009, non del 2008. 2008. Non sono pessimista. L'ANSA dice 2009. 2008. Vabbè, comunque, lei non è pessimista? Io non sono pessimista, anzi io sono molto felice se tutte le cose che, anche questa della posta elettronica certificata, io spero che sia davvero da subito, perché io spero che il nostro paese possa avere tutto l'ottimismo che merita, quindi non sono di certo una che si mette a fare ideologicamente il contrasto, ma penso che sia per il bene del paese avere la responsabilità. Buonasera. Buonasera Anna Canacchi. Anna Canacchi, attrice e da quest'anno anche scrittrice di... È un parolone. Di successo. Beh, insomma, è andato molto bene, no? Il tuo primo libro. Allora, sono contenta, sì. Noi abbiamo invitato, adesso entrerà anche un'altra nostra amica, e voi siete evidentemente le persone privilegiate, poi però parleremo anche con i rappresentanti di famiglie che invece devono fare i conti fino all'ultimo euro. Sì. Che cos'è Natale intanto per te? Io sono credente, ecco. Quindi per me Natale... Quindi non è solo regali. Per me Natale è Gesù che nasce nella grotta, e quindi è la natalità per me. È chiaro che qualche volta patisco tutti questi assalti consumistici che ci arrivano addosso da ogni parte, perché mi toglie un po' di quella magia, di quella serenità, di quel desiderio di introspezione che sento.
di quel bisogno di stare coi miei affetti, di fare un po' il punto dentro di me e di riflettere. Quindi a volte, ecco, vivo con un po' di disagio l'assalto dei consumi che poi ben vengano se sono frutto di benessere, se sono frutto evidente, di... Ma, evidente, sì. E poi vedremo anche il Natale di chi non sta poi così bene. Barbara D'Urso, conduttrice notissima. Grazie. Conduttrice notissima e autrice di un libro uscito da poco, Più forti di prima, storie di donne dalla tragedia alla rinascita. Un sottotitolo che parte in basso e sale verso l'ottimismo, perché tu hai avuto una vita, diciamo, non facile in una certa fase, no? Come tutte le donne, come tutti, mi porto dietro un piccolo bagaglietto anche di dolori, però la cosa bella, positiva di questo libro, appunto, è di voler dire a tutti quanti, soprattutto alle donne, che dai tunnel, dai momenti bui, dai momenti tristi si esce e basta aggrapparsi a una cosa anche piccola per poi tornare a trovare il sorriso, perché è così, perché dobbiamo rimboccarci le maniche sempre, comunque, andare avanti con amore e con voglia di vivere. E molte volte... Il tuo Natale o il Natale che vedi intorno a te, non il tuo che sarà sicuramente un Natale sereno, bello, eccetera, ma insomma la percezione, perché chi fa questo mestiere, chi conduce come te un programma, sente anche sensibilità diverse evidentemente. Che cosa percepisci nell'aria? Ma guarda, io percepisco comunque voglia di serenità, la posso percepire solamente attraverso, come ben sai, le trasmissioni. Voglia di serenità, voglia di gioia e voglia di stare insieme, in famiglia, con le persone che si amano. Questo io percepisco. Tu sai cucinare? Io so cucinare, in realtà saprei cucinare, ma non ho il tempo di farlo, perché come sai... Nemmeno a Natale fai niente, prepari niente? Nemmeno a Natale faccio niente, perché sono gli unici 3 giorni in cui non lavoro e quindi voglio stare con i miei figli seduta e mangiare quello che preparerà qualcuno per me, spero, almeno quello. E tu sai cucinare? Sì. Cucina siciliana? Nonna siciliana, quindi abituata a dei pranzi infiniti, tipo il pranzo di Babette. Beh, me la cavo col pesce, devo dire di sì. Sono notevole. Ma hai portato a Milano, dove vivi adesso, le tradizioni siciliane, cioè si mette a tavola a luna e non si alza più? No, assolutamente. Beh, il pesce assolutamente, tradizioni, piatti siciliani. Purtroppo nella mia vita è entrato anche il cappone e quindi quello tocca cucinarlo perché è un prodotto del nord. Sì. Ma non solo nel nord, Tu sai cucinare? E quindi? Scusa, siccome non ti avrò mai ospite da me, allora faccio un attimo di domande anch'io. Tu sai cucinare, Vespa? No. Allora, io non ho mai saputo cuocere nemmeno un uovo, ma poi a un certo punto, qualche mese fa, mi sono incaponito a proposito di capponi, ho preso un libro di ricette e ho cucinato 5 piatti. Bene. Che devo dire erano meno immangiabili di quanto... E adesso prima o poi ricomincio. Adesso non lo so, adesso vedo, sono facili qua. Sì. Sicuro? Però guarda che 3 o 4 passaggi. Allora guarda che io senza il libro non riconosco nemmeno la pentola, Cioè voglio dire, io dico prendere una pentola. Posso consigliarti, scusa, di Renato, posso consigliarti la pasta e fagioli? La pasta e fagioli del ministro Brunetta. Certo. È quasi come il risotto dell'onorevole Mosca. Me l'ha cosa molto veneta. Va bene. Allora, adesso noi interrompiamo per un paio di minuti e soprattutto per il preziosissimo TG in 60 secondi del TG1, poi torneremo, faremo i conti, sentiremo anche i rappresentanti delle categorie si vende meno, cioè che cosa si vende, eccetera. Andremo in casa di chi sta bene ma anche di chi non sta bene e sentiremo come se la cava una famiglia nella quale tra marito e moglie non entrano più di 1.700 euro al mese in 2 con 2 figli e c'è anche chi sta peggio. Bene, 2 minuti e torniamo.
23:22, queste le notizie del giorno in un minuto. Buonasera, il capo dello Stato interviene sulla situazione politica. Eviterò lo scioglimento delle Camere, ma l'azione di governo e Parlamento sia efficace. Terrò conto della volontà degli elettori, afferma Napolitano. No alla violenza, ma i cortei sono spia di malessere. Il Presidente della Repubblica ha spezzato una lancia a favore della continuità. È il commento del Premier Berlusconi che dice: anche dai leader europei è arrivato un input alla stabilità in Italia. Poi ribadisce: allargheremo la maggioranza a singoli parlamentari di area moderata. Mercoledì nuova manifestazione degli studenti a Roma contro la riforma Gelmini. Intanto si è autodenunciato il ragazzo che ha colpito al volto con un casco un altro manifestante. Si chiama Manuel De Santis, ha 21 anni ed è un precario. Tradizionale incontro del Papa con la Curia romana per gli auguri di Natale. Benedetto XVI ha parlato degli abusi commessi dai sacerdoti dicendosi sconvolto per la dimensione delle violenze contro i minori. È stata ferita l'infanzia e l'umanità, ha detto. Ed è tutto, più tardi l'edizione della notte. Grazie per l'attenzione a tutti voi, un buon proseguimento di serata. Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano. Voglio il meglio. Ugo. Buon Natale. Abbracciamoci come due koala. Questo Natale c'è Sky Christmas Box a €29 al mese. Regalati Sky e Sky ti regala il calcio. Hello, George. We've run out of capsules up there. Voluto, my favorite. All of it, George. Heaven can wait, George, but not for its capsules. Miss Bessie. What else? Hey, Gramps, who's this guy? He's Domenico Meligati. You mean the Meligati? He invented the Pandoro. Wow. Thank you, Domenico Meligati. The sun, the sky is blue, and you're here with me, blooming flowers, and I love you. Yes, I love you. Sicurezza sul lavoro, la pretende chi si vuole bene. With the sun. C'è stata un'esplosione. Don Matteo. Io ho mentito, Gabriele, ho gettato il coltello. Sai che cos'è questo? Lei mi ha tradito! Io quelle cose le ho dette in confessione. Non tradirebbe nessuno, Don Matteo. Potrebbe anche rischiare la scomunica. Qualcuno sta cercando di tradire lui. Gli togli il don, diventano uno conta niente, come a lui. Fa l'esempio proprio con me. C'è un'ultima puntata. Lei rischia tutto. Anche lei rischia molto, maresciallo. Tutta colpa del capitano. Semplicemente bellissima. È sicuro che sia tutta colpa del capitano? Don Matteo 7, gran finale. Martedì, 21:10, Rai 1. Lorenzo deve scrivere delle lettere. Si fa chiamare Lorenzo il Magnifico. Un'illusione a cui aggrapparsi. Vengo a testimoniare solo se prima mi date il permesso per mia madre. A forza di starti vicino, si è innamorato di te. Ma la realtà a volte è spietata. Sai che sei un po' troppo dimagrito? Michel, che succede? Non per niente Andrea. Giuralo. Ehi. Che c'è? Guarda che torno presto. E a volte ti spiazza. Prova a chiudere gli occhi. Tieni in mente. Mi viene in mente tu. Mercoledì su Rai 1. Sono incinta. Di chi è? Tuo. Le cose che restano, la terza puntata. Il programma è presentato da Immobil Dream SPA.
buonasera al pubblico di Portaporta, buonasera al ministro Renato Brunetta, ad Alessia Mosca del Partito Democratico, a Barbara D'Urso e ad Anna Canakis. Allora, parliamo di Natale, avete visto abbiamo dato un'anticipazione nell'anteprima, cercheremo di vedere nel Natale, oltre ai regali, vedremo quali sono quelli che già abbiamo visto nell'anteprima, insomma si comincia a comprare in internet, che diventa una concorrenza molto seria per i negozi tradizionali, perché ovviamente azzerando certi costi di distribuzione fanno degli sconti importanti, no? E quindi insomma sono dei concorrenti forti, ma cercheremo soprattutto di sentire così il polso delle persone, della gente comune sulle prospettive. Già c'è stata un'anticipazione nell'anteprima, ma intanto vediamo un momento in questo servizio di Domenico Potestio quanti soldi ci saranno, stanno arrivando proprio in questi giorni in tredicesime e come saranno spesi. Sono settimane attese da grandi e piccini, rese indubbiamente più serene dall'arrivo delle tredicesime. Un contributo di peso per 34 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati che hanno da tempo pianificato nel dettaglio l'impiego della mensilità aggiuntiva. 40 miliardi di euro in totale, che secondo il sondaggio Confesercenti saranno ripartiti tra i 15 miliardi destinati alle spese correnti per casa e famiglia, mentre almeno 8 miliardi di euro serviranno a pagare bollette, multe, tasse e canoni, e altri 2,8 miliardi di euro andranno alle rate del mutuo. Una parte sarà destinata al risparmio, circa 8,6 miliardi, cosicché per i regali rimarranno poco meno di 6 miliardi di euro. Anche le previsioni dell'ufficio studi della Confcommercio confermano che la quota di tredicesime netta risparmiata rimarrà stabile al 10,8%, così come la spesa per i regali di Natale non subirà alcuna variazione significativa. Secondo Confcommercio, tecnicamente si è fuori dalla recessione, ma per una ripresa dei consumi bisognerà attendere il prossimo anno. Le tredicesime del 2010 hanno infatti scontato l'aumento della cassa integrazione, che si è tradotta in una notevole decurtazione anche delle tredicesime per i lavoratori dipendenti in proporzione al numero delle ore non lavorate. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori tratteggia invece un quadro a tinte fosche. 26,9 miliardi di euro saranno destinati al pagamento di RC auto, prestiti, rate, canone RAI, mutui, bollette e utenze. 3,4 miliardi destinati al risparmio e il rimanente circa 5,5 miliardi speso per l'acquisto di regali e generi alimentari. I consumi natalizi, visto il limitato ammontare della cifra destinata, subiranno quindi, secondo le stime di Federconsumatori, una contrazione dell'11%. La richiesta della detassazione delle tredicesime è rilanciata dai consumatori, ma come sottolinea Confcommercio nel ribadire l'efficacia della misura, è archiviata di fatto, in attesa di tempi migliori. Ministro Brunetta, prendo dal Messaggero, non so se si vede questo titolo, statali corsa agli ultimi momenti, nel 2011 il blocco degli stipendi. E qui c'è scritto che molti, 150.000, quasi 150.000 statali stanno ricevendo o contano di ricevere in questi giorni un aumento variabile tra i 50 e i 250 euro lordi al mese, perché dall'anno prossimo stop. Corretto? Allora è corretto, nel senso che si è concluso l'ultimo ciclo contrattuale, che è di 4 anni e di 2 anni, di 4 anni per talune categorie e di 2 anni per la parte economica. Per esempio tutti i lavoratori della sicurezza, che sono circa 500.000, hanno avuto il contratto rinnovato 2 mesi fa, adesso stanno ricevendo l'incremento contrattuale, che sono circa 100 euro lordi, più gli arretrati dei 2 anni precedenti. Quindi si stanno completando i contratti dei dipendenti pubblici, si completeranno nell'arco di 1 mese o 2, ma riguardano gli anni precedenti, quindi gli incrementi contrattuali dei 2 anni o dei 4 anni precedenti. Poi, a causa crisi, in Italia come in quasi tutti i paesi industrializzati, c'è stato il blocco delle dinamiche salariali, vale a dire si salta un contratto. Da un certo punto di vista certamente è grave, perché non fare i contratti non è mai bene dal punto di vista delle relazioni sindacali, dall'altro molti critici portavano a far sì che, a spiegare che le dinamiche salariali nel settore pubblico erano superiori a quelle del settore privato.
Quindi ci sarà tra 3 anni la convergenza tra il settore privato e il settore pubblico, per cui il settore pubblico avrà le stesse dinamiche del settore privato. È certamente un sacrificio che si chiede ai lavoratori pubblici, però a fronte di incrementi salariali molto generosi negli anni e nei decenni precedenti. Onorevole Mosca, lei tra l'altro ha un'esperienza internazionale perché nel 2010 è stata nominata direttore per i programmi internazionali della Fondazione Italia-Stati Uniti. Dice Brunetta, e questo è abbastanza nei fatti, che in tutti i paesi europei si sta stringendo le cinghie. Anche Obama l'ha fatto. Sì, si sta tagliando negli altri paesi, si sta facendo delle misure che sono molto costrittive, ma quello che non si ricorda mai a sufficienza è il fatto che negli altri paesi si stanno anche facendo degli investimenti che guardano al futuro, che è ciò che serve al nostro paese per uscire più forti dalla recessione. Quello che noi contestiamo è il fatto che da un lato si stanno facendo dei tagli orizzontali, cioè anche nella pubblica amministrazione. Quello che noi abbiamo sempre contestato al Ministro Brunetta è il fatto che se si vuole veramente fare una pubblica amministrazione che rispetti i parametri di efficienza degli altri paesi, anche europei, ci deve essere quella famigerata e tanto abusata a parole meritocrazia, che però poi nei fatti non viene attuata, perché quando i tagli sono orizzontali e non c'è la valutazione e non c'è quell'autorità che noi avevamo come Partito Democratico proposto, ma è stata svuotata da quel significato che noi volevamo che ci fosse. Però al di là di questo, ciò che noi stiamo vedendo negli altri paesi, che si trovano in condizioni anche più difficili della nostra, però stanno facendo degli investimenti pesanti laddove, in quei settori che servono per la crescita. Il nostro paese ha bisogno di crescere, ce lo dicono tutti gli osservatori, tutti gli economisti, tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro paese. Se non ci sono investimenti molto mirati per crescere, noi non ce la faremo ad andare al passo degli altri paesi. Meritocrazia bloccata? Che lei sulla meritocrazia ha puntato molto, come la Gelmini. La giovane collega evidentemente forse non è informata fino in fondo. No, non mi dica che non sono informata, perché l'ho seguita passo passo e lei sa benissimo allora, la mia riforma che voi non avete votato, prevede la meritocrazia. La mia riforma prevede la CIVIT, che è l'agenzia autonoma per la valutazione. Tutto si sta espandendo e esprimendo, è da un anno, con grandi reazioni tra l'altro da parte dei ministeri che stanno cercando di frenare, di non voler attuare. La meritocrazia è entrata per la prima volta nella pubblica amministrazione, la valutazione, la trasparenza, l'accountability, è entrata per la prima volta. Non abbiamo il contratto, ma faremo tutto lo stesso per quanto riguarda la meritocrazia. Buonasera, Paolo Galimberti, che è presidente dei giovani di Confcommercio. Allora, torniamo a parlare un momento dei consumi. Lei parla di un Natale tiepido. Sì, in effetti... Allora, quello dell'anno scorso com'era? Era più freddo? Beh, guardi, il Natale degli ultimi 2 anni è stato un Natale difficile. Il nostro Paese in 2 anni ha perso circa 3 punti nei consumi. Finalmente, dopo un momento difficile, adesso riusciamo a vedere uno spiraglio di uscita e quest'anno per la prima volta i consumi registrano un andamento positivo. Noi contiamo intorno allo 0,4%, che devo dire... Brunetta dice su. A lei risulta più alto? L'Istat dice quasi l'1%. Il nostro centro studi stima lo 0,4 di crescita dei consumi e io già voglio cogliere... Nell'anno? Sì, nell'anno. E il Natale rispecchia esattamente l'andamento degli anni, insomma i numeri di Natale sono gli stessi. Però volevo sottolineare un aspetto, che il fatto che a Natale i consumi crescano un pochino, per cui questo 0,4%, se lo associamo ad un altro indicatore, che è l'indicatore della fiducia delle famiglie, allora ne abbiamo un quadro un pochino più positivo, perché da 10 anni oggi l'indicatore sulla fiducia delle famiglie è ai livelli topici, quasi 9 italiani su 10 è ottimista per il presente e per il futuro. Questo però non ci deve fare stare seduti, ma ci deve dire che siamo stati capaci, abbiamo avuto la forza
di uscire dalla crisi, ma adesso dobbiamo impegnarsi nella crescita. Allora, Massimiliano Dona, buonasera, Presidente dell'Unione Italiana Consumatori, anzi è segretario generale dell'Unione Italiana Consumatori, e dice attento ai pacchi di Natale, dove per pacchi non si intendono le confezioni ma le fregature. E quali sono in agguato? Ma intanto anche a lei risulta che quello che risulta a Confcommercio è che cioè si sta consumando un po' di più? Se si sta consumando un po' di più è proprio poco in più, i consumi sono più o meno stabili, ma insomma non è una questione di dispute numeriche, anzi forse il problema è proprio quello della qualità che i consumatori acquistano, perché ho un po' la sensazione che se è vero che i prezzi sono più o meno stabili, ci sia un certo abbattimento della qualità dei prodotti e dei servizi. E questo naturalmente aggrava il benessere generale delle famiglie quando non ne mette a repentaglio la salute. Proprio in questo periodo in cui c'è una crescita della domanda crescono anche i sequestri delle autorità preposte, i NAS, le capitanerie di porto, che ci danno la misura di una contraffazione non solo alimentare crescente. Ancora sui prodotti natalizi, gli addobbi, ci sono dei dati che fanno davvero paura. Sembra che soltanto un terzo delle catene luminose con le quali addobbiamo i nostri alberi di Natale siano a norma e quindi idonee a non mettere a repentaglio la nostra salute. Sui giocattoli, altro regalo naturalmente imprescindibile di questi tempi, la contraffazione la fa da padrone. Ecco, allora mi permetto di segnalare questo rischio in un momento in cui la spensieratezza, la voglia di ottimismo deve naturalmente entrare nelle nostre case. Occhio al prezzo, ma anche alla qualità di ciò che a fronte di quel prezzo ci viene offerto. Se lei mi permette, volevo aggiungere una cosa a quello che diceva il dottor Dona in questo momento, che in parte condivido, e io penso che il negozio di prossimità, il negozio sotto casa, il negoziante che da sempre conosciamo può essere un valido aiuto per non andare nella direzione che diceva il dottor Dona, per cui volevo sottolineare la funzione anche del commercio c'è un rapporto tradizionale. fiduciario, ma voi dovreste vigilare che il negoziante sotto casa non si compri degli attrezzi cinesi che Ma poi perché questo è quasi questo è un controllo che impossibile. dovete fare voi, oltre che le autorità costituite, che dovete fare anche voi come associazione. Insomma, Senza dubbio, e lo stiamo facendo, però è quasi impossibile perché nel negozio di prossimità c'è un rapporto fiduciario che dura da anni e per il quale si è instaurata appunto questa conoscenza, questa trasparenza che c'è nella relazione con il consumatore, a cui noi teniamo moltissimo perché sono gli artefici, sono i giudici in grado di sentenziare il successo o l'insuccesso della nostra impresa. No, volevo solo dire una cosa, nel 2008-2009 il reddito è diminuito di oltre il 6%, nel 2010 il reddito crescerà dell'1,1%, che vuol dire che il peggio è passato ed è stato un peggio molto pesante e sta cominciando la ripresa, lenta, non particolarmente effervescente, però siamo a +1, tra -6 e +1 c'è una bella differenza e soprattutto stanno cambiando le aspettative, e cioè la fiducia sia delle imprese che dei consumatori sta migliorando da 4 mesi, gli indici sulla fiducia stanno migliorando e i consumi sono strettamente legati agli indicatori della fiducia, cioè se cresce la fiducia poi crescono i consumi. L'altra cosa divertente, per modo di dire, è che in tutto questo periodo c'è stato chi non ha sofferto ed è stata la grande maggioranza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che hanno visto tenere il loro reddito reale e hanno perso invece i cassaintegrati e chi ha perso il posto di lavoro. Però i primi sono circa 17 milioni i lavoratori dipendenti più altri 20 milioni di pensionati, quindi quel numero che vedevamo prima, e la parte che ha perso sono quelli che sono stati colpiti dalla crisi, cioè chi ha perso il posto di lavoro e i cassaintegrati. Ma per chi non ha perso il posto di lavoro c'è stato un fatto paradossale, che il potere d'acquisto
dei salari o delle loro e delle pensioni. Lentamente ma è cresciuto, certo. Sì, per la semplice ragione, perché l'inflazione è stata bassa. L'inflazione è stata bassa, i redditi sono cresciuti tra il 2 e il 3%, l'inflazione tra l'1,5 e il 2%, e o si sono tenuti stabili o sono leggermente cresciuti. Quello che è successo è che la gente ha avuto paura, e la paura ha portato alla caduta dei consumi, però all'aumento dei risparmi. In questo periodo, per chi non ha perso il posto di lavoro, ripeto perché bisogna sempre tener conto di questo, per chi non ha perso il posto di lavoro e che non è andato in cassa integrazione, c'è stato un aumento dei risparmi perché il potere d'acquisto ha aumentato e non si è trasformato in consumi, ma si è trasformato in risparmi. Ma questo però non risulta dalle cifre che noi abbiamo, e questo io spero davvero che sia venuto il momento per un aumento di fiducia, ma i dati che abbiamo ci dicono che le famiglie hanno aumentato il loro indebitamento intorno al 30%, che è un dato veramente significativo. Primo. Non c'entra niente con la fiducia. Secondo, no, però i dati reali sono che da un lato le famiglie hanno aumentato il loro indebitamento e l'aumento dei prezzi c'è stato in modo così forte che le famiglie sono state toccate nei beni che sono suddivisi in modo orizzontale. L'aumento dei prezzi non è stato neanche quanto l'inflazione, è sotto l'inflazione. Ma non dire cose non vere. Vi prego, lasciate completare l'onorevole Mosca. Cerco di essere gentile, ma non è vero. Glielo dice tra un momento quando ha finito. Forse ci rifacciamo a dei dati diversi, ma abbiamo un aumento dei carburanti che non è stato proporzionale rispetto alla diminuzione del prezzo del petrolio, da un lato. Dall'altro lato abbiamo... tutto questo va a ricadere, è una tassa di fatto che va a ricadere su tutti i consumatori, e quindi significa che le famiglie hanno meno reddito disponibile da poter spendere nelle proprie spese. Questi sono dati non opinabili. Questo da un lato. Dall'altro lato abbiamo un aumento delle tariffe dei mezzi di trasporto, il 10% addirittura. Si preannunciano, e ormai tutte le regioni stanno facendo i loro bilanci, quindi non è solo una previsione da pessimisti, sono dati reali. Le regioni hanno stabilito un aumento delle tariffe dei mezzi di trasporto locali perché a causa dei tagli che sono stati fatti agli enti locali quest'anno non potranno permettersi di mantenere gli stessi servizi se non andranno a gravare sul costo dei biglietti. Queste sono tutte spese che le famiglie devono sostenere. Tutti questi elementi entrano nell'indice generale dei prezzi, tariffe, carburanti, eccetera. Entra tutto in quell'indicione grande che è l'indice generale dei prezzi. L'indice generale dei prezzi in questo periodo, tra prezzi che salgono e prezzi che crescono poco o che addirittura diminuiscono, è andato l'indice generale dei prezzi sotto il 2% come livello medio. L'indice generale della crescita dei salari e delle pensioni, c'è qualche differenza ma semplifichiamo un po', è andato attorno al 3%. Il che vuol dire, per chi non ha perso il posto di lavoro e per chi non è a cassa integrazione, questi non sono dati opinabili, questi sono dati strutturali. Mia giovane collega, ti prego di non obiettare. Io sarò giovane, però diciamo che posso pure saperle leggere anch'io le cose, però insomma no, perché ti sbagli, perché semplicemente ti sbagli. Ecco il professore che ha la tentazione di parlare all'allieva. L'indice dei prezzi è andato al di sotto delle dinamiche dei salari, per cui il salario reale è rimasto costante o è aumentato. Questo è il punto. Se tu mi citi i carburanti rientrano nell'indice dei prezzi. Bene, e le tariffe rientrano nell'indice dei prezzi. Io sono molto felice se le cose, ma intanto lei continua a parlare da un lato di coloro che non hanno perso il lavoro, dimenticando che esiste tutta quella fascia, non solo di coloro che hanno perso, 17 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti che hanno mantenuto il posto di lavoro. I cassa integrati disoccupati equivalenti sono 600.000. I numeri sono questi, 17 milioni e mezzo i cassa integrati, i cassa integrati disoccupati equivalenti, che vuol dire che hanno il 90% di remunerazione e perdono il 10% quelli che hanno perso il lavoro e non hanno niente. Che hanno perso il posto di lavoro sono altri 400-500.000 che sono soprattutto contratti atipici e non coperti dalla cassa integrazione. E tutti coloro che non riescono a entrare neanche nel mondo del lavoro, tutti coloro che non riescono a entrare nel mondo del lavoro.
questo è un altro discorso ancora. E tutti quelli che sono stati espulsi e sono sfiduciati, soprattutto le donne che sono rimaste fuori dal mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione che misura tutto questo, il tasso di disoccupazione che misura tutto questo è leggermente incrementato, è sotto la media europea, è circa l'8,2-8,3%. Il mercato del lavoro ha tenuto, sono circa 24 milioni di occupati. Abbiamo che dentro compreso le partite IVA. No, questi sono lavoratori dipendenti, 24 milioni sono il totale, Esatto. I lavoratori dipendenti sono 17 milioni e mezzo, più ci sono 7 milioni dipendenti pubblici, sono 3 milioni e mezzo, sono 3 milioni e mezzo. Quello che conta è che negli occupati noi mettiamo anche i cassi integrati, perché i cassi integrati, fino a che non si risolve il posto di lavoro, sono ancora occupati. Allora, il dato formale noi però non possiamo un momento solo permettermi di dire una cosa, ma che brevissimi per favore. Brevissimo, comprare quest'anno costa meno di comprare l'anno scorso, perché se l'inflazione è cresciuta dell'1,6%, i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,7%, significa che quest'anno costa meno dello scorso anno. È una foto di breve periodo, signor Ministro, mi consenta di dirle questo, fotografa gli ultimi 6 mesi, ma intanto le famiglie portano con loro un'eredità pesantissima. Banca Italia pochi giorni fa ha indicato nel 5-6% il numero delle famiglie che non riescono a pagare il mutuo, non una rata, ma hanno 6 rate di ritardo, per cui sono effettivamente in sofferenza, come si usa dire. L'RC auto continuamente in aumento, i conti correnti bancari, notizia di 2 giorni fa, più alti d'Europa, la benzina più alta d'Europa, le tariffe in aumento. Ragazzi, non possiamo dire, un po' mi scusi signor Ministro, gentile dottor Dona, un po' di metodo. Il potere di acquisto delle famiglie è aumentato, io non posso accettare che lei dica una cosa del genere. Un po' di metodo. Il potere d'acquisto misura la globalità di tutti questi fattori. Ma lei lo riferisce agli ultimi 3 mesi. L'indice dell'inflazione misura la globalità di questi elementi. Allora le posso dire, quell'indice che lei ha citato dell'1,7, come lei può insegnarmi, si riferisce ad un paniere di beni molto elevato. L'indice dell'inflazione del carrello della spesa supera quel 2% non è che lei indica. È assolutamente il contrario. Non è così. Non è così. Non si può sostenere che il potere di acquisto delle famiglie sia oggi più felice. I generi alimentari. Signora Monica, lei va a fare la spesa. Altro il discorso della fiducia degli italiani, che effettivamente scusate, i generi alimentari, dai il microfono a sua moglie. I generi alimentari quest'anno le risultano più cari, meno cari dell'anno scorso? Sono aumentati? No. Sono aumentati. Che cosa è aumentato? È aumentata la pasta, è aumentato gli affettati, cose che normalmente uno usa, anche perché se non hai il tempo o non hai la possibilità di fermarti al bar a prendere un tramezzino, parti da casa col panino. Ecco lì che gli affettati sono aumentati, quindi vai sulle promozioni. È vero, Galimberti, che sono aumentati? Guardi, assolutamente no, perché io le porto subito 2 indicazioni che penso di essere molto chiaro. In primis, quest'anno sono aumentate le vendite in promozione, nelle vendite in promozione c'è la possibilità di fare acquisti a prezzi più bassi di quelli che vengono nel mercato. Tenga presente che un'impresa mediamente fa 16, 17, 18 attività promozionali in un anno, e spesso sono specchietti per le allodole, però le promozioni. Scusate, le risposte secche, per favore, non mi fate le conferenze. Dice di no. Per cui io non voglio mettiamoci d'accordo. Risposte telegrafiche, non conferenze. Dona, telegrafico. Sono aumentati i generi alimentari? Decisamente sì, se noi consideriamo le promozioni che spesso sono degli specchietti per le allodole, nel costo complessivo per le famiglie, evidentemente stiamo ingannando i cittadini. Di quanto sono aumentati, signore? Dipende, nel senso dipende, la pasta ti può aumentare anche intorno ai 30-35 centesimi, ok, facciamo la scorta, ma comunque poi che fai? Aspetti che si formano le farfalline e le butti, allora dov'è il guadagno quello? Cioè fare sì la scorta, andare nelle promozioni, perché è quello che si fa normalmente, ma è tutto il relativo, perché non va nel 3x2 nell'offerta. Io so poco, però mi ricordo sempre, avendo fatto una volta un'inchiesta per conto mio proprio sulla pasta, che non so se sempre va da 0,50, quella meno cara, forse a quasi 2, quella largamente più cara, insomma, quella eccetera. Un aumento di 30 centesimi mi pare veramente alto. Le risulta? Assolutamente no, assolutamente no, lo voglio dire con forza, i prezzi al consumo sono cresciuti meno dell'inflazione, comprare quest'anno costa meno dell'anno scorso. Io voglio dire, mi baso su dati oggettivi, le sensazioni poi ognuno può avere le sue. Intanto vi presento la famiglia, Fabio e Monica Ventura. Buonasera. Allora.
37 anni, 39 anni, vivono in un appartamento in affitto, pagano 21 euro di affitto. E guadagnate insieme? Riusciamo a mettere insieme tra me e lei attualmente una cifra intorno ai 1.600-1.700 a seconda del momento. Ed è veramente molto dura. Quindi tolto l'affitto? Prego? Mi può dire che attività fate? Allora, io in questo momento, l'altro anno avevo un contratto a termine. Lui è laureato in economia e commercio? Sì, sono laureato in economia e commercio. Ho fatto tutto il tirocinio da dottore commercialista, poi non ho avuto la possibilità di fare l'esame di Stato perché ho messo su famiglia, ho preferito fare un'altra scelta e ho trovato un altro impiego in un'azienda che noleggiava gru e ponteggi nel settore edilizio. Il contratto è scaduto, non mi è stato rinnovato e io ho ricominciato... E lei è disoccupato? No. Per buona parte di quest'anno lo sono stato, poi attraverso le mie conoscenze, un pochino, insomma. Adesso, perché conosco all'interno dei dottori commercialisti, ho ricominciato a lavorare appoggiandomi a vari studi. Quindi fa il libero professionista? Faccio il libero professionista, ma posso assicurare che... il libero professionista sotto i 1.000 euro al mese? Ma sotto i 1.000 euro? Ma perché? Ma non perché uno voglia lavorare a meno di... Lei fa un lavoro autonomo in questo momento? Lei è il libero professionista che fa un lavoro autonomo, quindi con reddito variabile? Variabile riesco a mettere comunque 900 euro al mese massimo comunque perché... mi scusi, cosa fa esattamente? E io lavoro presso questi studi, mi appoggio faccio delle consulenze presso degli studi, mi occupo di contabilità, lavoro con il tribunale, con perizie bancarie. Libero professionista? Libera professione. La signora invece? Buonasera, io sono un ex dipendente Air One che ho avuto la fortuna di essere integrata in CAI il giorno prima di partorire la nostra secondogenita. Quindi io ho mantenuto un contratto part-time a 5 ore, che è proprio il primo contratto Air One in assoluto, perché sono entrata 12 anni fa in compagnia e ho avuto la fortuna, quindi abbiamo tremato per un lungo periodo, ho avuto la fortuna di essere assorbita in CAI. Attualmente stiamo nuovamente tremando perché la situazione la leggiamo bene sui giornali. Ecco. E ha un contratto, mi scusi, part-time a tempo indeterminato. Sì. Quindi lei è una lavoratrice dipendente part-time per ragioni familiari a tempo indeterminato. Ma non è solo per motivi libero professionista. Mi perdoni, non è solo per una scelta familiare fare il part-time, nel senso che andare a fare il full-time significa prendere 2, massimo 300 euro di più che dovrò dare oltre a qualcosa in più a qualcuno che mi va a prendere le bambine, cioè per quale motivo devo... Voi avete alla fine due bambine di 3 anni e un anno? Sì. Alla fine vado a spendere più di 400 euro di babysitter, a questo punto preferisco fare il part-time e risolvo la situazione in questo modo. Se voi pagate 900 euro, ne guadagnate insieme 1.700, ne rimangono 8. Avete aiuti padri, madri, fino nonni? allo scorso anno abbiamo avuto i nostri genitori e anche i suoi attualmente che ci danno una mano, però i suoi genitori hanno 2 pensioni minime. I miei genitori, la mia famiglia d'origine era una famiglia più che benestante perché avevano 2 begli stipendi e avevano avuto 2 belle pensioni. Lo scorso anno ci siamo trovati, mio papà ha avuto un ictus ischemico con emorragia, ci siamo trovati quindi a dover supportare tante altre problematiche che sono state anche a livello proprio di tutti i generi, di tutto veramente. Diciamo che quegli aiuti che i vostri genitori vi davano sono stati impiegati in cose noi abbiamo più drammatiche. Noi per prima abbiamo scelto, anzi ci siamo trovati noi ad aiutare loro in qualche modo, troviamo una soluzione insieme. Il bello è proprio questo, forse. Posso chiedervi quanto spendete di vitto al mese? È variabile, perché fortunatamente il suo papà è un ex macellaio e ogni tanto ce la fanno loro. Qua, vedi, macellai, eccolo. Adesso arriviamo subito diciamo che dipende dai mesi, dipende dai mesi. C'è stato fino a che la bimba non mangiava, logicamente avevamo il latte, purtroppo il latte in polvere, quindi erano minori. Adesso con lo svezzamento e tutto quanto sono aumentati, però tendiamo a... Quanto
Briusci, che cosa regalate? Vabbè, le bambine sono molto piccole, quindi insomma giocare. Noi l'abbiamo già fatti, nel senso che abbiamo organizzato i desideri dei bambini, da settembre abbiamo iniziato a prendere, ok, questa è un'offerta, si prende questo, quello organizzato, dividendo quelli che erano i desideri per tutti i nonni, la situazione è che è una rete di famiglia, di amicizie, globale, tutte le persone che hanno la nostra età, che siano sposate, che siano a casa, chi con 1 o 2 figli. Noi ci troviamo a vedere e a sentire le stesse, male andare al supermercato e vedere una persona anziana tornare indietro, posare le fettate e vedere che oltre a metà del mese prende solo il latte. Questo fa veramente male al... Non è che la pensione sia diminuita in questi ultimi 2 anni, 3 anni, la pensione è aumentata come aumenti. Stiamo attenti. Sono i prezzi che sono esploti, signor Ministro. Ma non è vero, ma non è vero. Ma lei al supermercato non ci va mai. Allora, sono andati diminuendo. 3 anni fa avevamo tassi di inflazione vicino al 4%, all'1,6%. Questo è il dato non ufficiale. Non si consumava più. Allora, poi l'inflazione è fatta di centinaia di prezzi, per cui ci possono essere i prezzi che vanno su, il prezzo del consumo è andato in questi termini, nel 3 sotto il 4%, adesso siamo all'1,6, l'1,7%, 1 anno e mezzo fa è andato sotto l'1%. Questo non lo discuto, ma non vuol dire che i prezzi... Questo, vuol dire che aumentano di meno in questo momento, i prezzi non si riducono, erano arrivati a limiti insostenibili. Ci sono molte famiglie, perché facciamo retorica, faccia pure, gentile collega, faccia pure retorica. Tante famiglie, faccia pure retorica. Scusate, però abbiate pazienza, ci sono dei dati, decine negli ultimi 2 anni, d'accordo? Ci sono dei dati dai quali però non si scappa. Allora, ci sono 24, quando io, e non lo dicevo nemmeno perché parlare di situazione psicologica sembrava offendere delle persone. Se ci sono 24 milioni di lavoratori dipendenti che non hanno perso il lavoro, quelli la stanno e la restano, lo stipendio non gli è diminuito, d'accordo? No, andiamo perché se lo stipendio non gli è diminuito. Adesso non mi interessa perché io con l'1% la gente non lo percepisce all'1%, va bene? Diciamo che gli sarebbe aumentato, stando ai numeri dell'1%, diciamo che non gli è diminuito. I prezzi, onestamente, con la crisi che c'è stata, onestamente non possiamo dire che uno andava lì con una fetta di salame e gli costava tanto di più, si era sostanzialmente bloccato, d'accordo? La disgrazia è di quelle 600.000 persone che hanno la cassa integrazione, vogliamo dire che per fortuna o purtroppo, scegliete voi. Hanno l'integrazione a reddito al 90%. Soprattutto che molti, questo ce l'hanno detto delle persone che sono venute qua, riescono, e siamo andati anche noi quando siamo andati a intervistarli, io sono andato in casa loro, alcuni in cassa integrazione, siccome non ce la fanno, riescono ad arrangiarsi con il lavoro in nero, d'accordo? Ma stanno in una situazione molto precaria, sono 500.000 di persone contro 24 milioni di persone. Poi ci sono, il vero problema è quelli che non riescono a trovare lavoro. Ma questi 24 milioni di persone, io non ho mai capito perché dovessero spendere meno. Se continuano ad avere lo stesso stipendio, ma se i prezzi, ma intanto i salari... Allora era l'incertezza. Allora se io vedo quello che è successo, adesso grazie a Dio va meglio, ma alcuni mesi fa, e tu vedevi che le borse andavano male, che le cose andavano male, che tutti si preoccupavano e che i capi di Stato e di governo stavano sempre riuniti perché dice oddio mi fallisce la Grecia, oddio mi fallisce l'Irlanda, eccetera, uno non è che proprio esce la mattina dicendo ma che mi compro una bella cosa, rinvia. Quindi il discorso, e siccome gli italiani sono persone sagge, se uno non ha bisogno di una cosa, la macchina, perché le macchine non si vendono più? Perché è la classica cosa rinviabile, rinvia, a un certo punto si cominceranno a rivendere. Tutte le cose di cui si può fare a meno, dice vabbè queste ce le compriamo un'altra volta. Però questa situazione delle famiglie non è cambiata rispetto a tanto tempo fa. Però sa qual è il vero dramma del Paese complessivamente? Sì. È che il nostro Paese, in tutta Europa, è il Paese che cresce di meno e ha l'andamento dei consumi, dell'aumento dei consumi uguale alla Germania, per esempio, che sta crescendo al 3,5%. Ma questo è da 15 anni che il nostro Paese cresce di meno. È da 15 anni che il nostro Paese cresce di meno. Forse è il momento di cominciare a preoccuparci, perché adesso tutti ci dicono che se non cresciamo... Il vero problema è quello che dice l'onorevole Musta, che è un problema storico. Non storico, degli ultimi... Beh, sì, insomma, scusi Vespa, no, perché
prima dell'euro noi crescevamo mediamente più degli altri paesi nostri concorrenti. Con l'euro, cioè senza le svalutazioni competitive, noi da 15 anni cresciamo di meno. Non è colpa della crisi per il fatto che noi cresciamo di meno. Noi da 15 anni, anche quando crescevamo al 2%, gli altri paesi crescevano al 3%, quando gli altri crescevano al 2% noi crescevamo all'1%. Adesso, usciti dalla crisi, noi abbiamo ricominciato con lo stesso modello a crescere di meno della Germania. Questo non è un problema di questa crisi. Ma non ci dobbiamo rallegrare di questo? Assolutamente no, ma no, assolutamente no. Secondo me il problema non è delle persone del prosciutto che costa meno che costa di più, perché non è vero. Il problema è che noi abbiamo una serie di pesi, di corporazioni, è vero? Abbiamo intanto 70 miliardi tutti quanti, siamo tutte corporazioni e nessuno vuole mollare niente. Le cause devono durare 10 anni, perché se si inventa un modo per fare una conciliazione e chiuderla, io spero di fare domani una conciliazione, ho dato querela a un giornale. D'accordo? Anzi, l'ho portato in tribunale, in sede penale, in sede civile e a garante della privacy. Domani probabilmente chiudo in mezz'ora 3 processi. Questo significa che mi faccio assistere da un avvocato, ma questo significa che questo avvocato non lavorerà per 10 anni. Però se noi non scattiamo, e cioè non trasformiamo gli avvocati in consulenti attivi, e dobbiamo dire io faccio causa a Dona e per 10 anni pago parcelle, va bene? Perché prima aspettiamo 3-4 anni il primo grado, poi aspettiamo 3-4 anni l'appello, poi aspettiamo 3-4 anni la Cassazione, e intanto, capito? Allora, tutti quanti dobbiamo fare uno scatto. Sa una cosa, con le notifiche elettroniche, che i magistrati amano tantissimo e io amo tantissimo, gli avvocati non sono molto contenti delle notifiche elettroniche, perché con il gioco delle notifiche sui nomi cambiati e così via potevano poi andare avanti. Ma l'avvocato più moderno queste cose le capisce, uno che vuole crescere le capisce, e che certo vengono a mancare le rendite di imposizione, però ragazzi andiamo avanti, torniamo un momento, perché qui Fornelli, se no lì c'è Nonis che tira, alla fine non gli rimarrà più niente, insomma. Vediamo un momento quanto spenderemo per il cenone. Simona Decima. Quest'anno per le spese alimentari spenderete di più o di meno rispetto allo scorso anno? Né di più né di meno. Faccio quello che ho fatto l'anno scorso per le stesse persone. Non si bada a spese sul mangiare? No, il giorno di Natale poi assolutamente no. E risparmierà su qualche altra cosa oppure no? Sì, sul budget dei regali sicuramente. Cerco di moderare la spesa, ma non faccio mancare niente alla tavola del Natale. Non risparmierà sul cibo natalizio? No, su quello no. Magari sui regali. Toglietemi tutto, ma non il cenone di Natale. Sembra essere questa la filosofia degli italiani sotto le feste. Nonostante la crisi, 8 italiani su 10, infatti, secondo un'analisi della Coldiretti, non taglieranno le spese per la tavola e spenderanno per il cibo e le bevande come o più dello scorso anno. Il 62% degli italiani investirà la stessa cifra del 2009, il 17% spenderà di più e il 21% conterrà invece gli acquisti. Sempre secondo la Coldiretti, la spesa alimentare di prodotti tipici per le festività sarà oltre 2 miliardi di euro. Come stanno andando le spese per gli acquisti alimentari quest'anno? Direi abbastanza bene, perché gli italiani sono molto attenti sulla qualità rispetto al prezzo. Che cosa non manca sulla tavola degli italiani durante le feste di Natale? I dolci tradizionali e direi una buona bottiglia di spumante che si sa è in esplosione. La cena della vigilia, secondo le stime di Federconsumatori, costerà il 3% in più dello scorso anno, circa 30 euro a persona, e quella di Capodanno avrà un aumento del 4% e sarà intorno ai 36 euro pro capite. Questo naturalmente per chi decide di festeggiare tra le mura domestiche. Quanto sarà la spesa alimentare per quest'anno? Penso sui 300 euro. Ho fatto il conto sulle 500 euro. Quanti siete? Noi già siamo 6 a casa. 200-300 euro. Come farà a risparmiare Bisogna girare a vedere i prezzi più bassi. Ma tutta questa maratona gastronomica rischia di trasformarsi in un grande spreco. Infatti, un'indagine della Confederazione Italiana Agricoltori ha evidenziato come nelle 2 settimane di festa siano in procinto di finire nella spazzatura più di 500.000 tonnellate di cibo, circa il 25% della spesa alimentare per le feste.
Allora, Renato Brunetta, che è coautore con Fabrizio Nonis di Oggi vi cucino io, eccolo qua. Nonis sta preparando una ricetta, una delle ricette contenute nel libro. Tanto è molto costosa. Semplicissima ed economica, Bruno. Innanzitutto abbiamo scelto di presentare il cotechino, questa è la stagione giusta per il cotechino. E c'è una variante, ci abbiamo messo dentro un po' di radicchio di Treviso, tutti e due costano poco, quindi si mette alle sale il cotechino, dopodiché abbiamo preparato un purè con patate naturali, quindi fatte bollire, amalgamate con un po' di latte, e qui ho scelto un po' di formaggio montasio invecchiato, tipico del Veneto e del Friuli, e infine abbiamo adottato uno dei stratagemmi che io e Renato... Come si fa? Beh, praticamente si vanno a bollire le patate, dopo si tolgono dalla buccia, si vanno a spremere con il spremi patate, un po' di latte, un po' di sale, un po' di noce moscata e il formaggio. Si va a legare il tutto fino a raggiungere una densità, si va ad occhio. Esatto, questo è molto semplice e costa praticamente zero. L'unica variante abbiamo fatto poi, anche per gemellare un po' tutta l'Italia, abbiamo scelto le lenticchie in abbinamento e in fase di cottura con un po' d'olio, un po' di alloro, un po' di aglio, abbiamo scelto di metterci un culetto di prosciutto di San Daniele, perché questa è una parte anatomica che non si usa più, questo me l'ha insegnato che si trova Renato. in occasione. In occasione, costa poco, dà grande sapidità, arricchisce anche con una tonalità diversa dalle lenticchie. Quali sono i prodotti che si trovano al supermercato in occasione? Ma quelli di stagione soprattutto, Bruno. La carne ad esempio, io ho sentito un po' il dibattito, devo ammettere che negli ultimi 3 anni non è assolutamente aumentata da nessuna parte d'Italia. La carne è rimasta stabile, tutti i pezzi anatomici. È ovvio che se uno sceglie sempre il filetto, quello ce n'è uno solo, un animale, costa, però se si scelgono i tagli alternativi, come in questo caso che abbiamo scelto il prosciutto, che va bene anche nella famosa pasta e fagioli, nelle lenticchie. No, ma poi quella pasta e fagioli no, ma sai come si fa? No. Si va al supermercato, sì. Si va al bancone degli affettati. Di solito c'è il bel prosciuttone appena aperto, San Daniele, bellissimo, eccetera, eccetera. Uno guarda i culetti, cotti e crudi. Certo. E incrocia l'occhio del venditore e dice: quanto mi fa per quei 3 culetti? Allora il culetto, il fondo o il gambuccio, come dicono a Roma, ha questa caratteristica, che gli schizzinosi non lo amano e non si vende. Se il venditore trova l'acquirente, gli dice: glieli do tutti per, tratti un po', te li mette, te li dà e te li prezza. Confermo, il fondo, il culetto di cotto o di crudo, cioè che sarebbe questo? È questo, viene benissimo. Ma perché gli schizzinosi non lo vogliono? Io mi mangerei subito. Buon gustaia, Barbara. Vecchia Io guardia. prendo sempre quello tagliato sottile perché è dolcissimo. Certo. È dolcissimo quello. È la parte migliore. Che poi fra l'altro Esatto. la cotenna può tornare utile proprio per queste cotture. Gli schizzinosi No, schizzinosi no, davvero, a me piace solamente quello perché è dolce e morbido. È l'insegnamento della Morbido, mamma, questo è il mio insegnamento della mamma. È vero. A te la mamma Anna ti ha insegnato niente, la mamma? Tante cose. Cioè? Tante. Meno sugli insaccati, ci muoviamo meglio sui risotti. Adesso stavo consultando adesso passo con lei, passo con lei con il risotto. Quindi per terminare poi ho scelto del radicchio di Treviso, questa è anche la sua stagione. Il radicchio di Treviso, sbaglio, è straordinariamente buono, ma è anche un po' caro però, vero? Beh, in questa stagione costa meno che in altre stagioni, perché la sua stagione, adesso siamo leggermente fuori dalla stagione, però ci sta, non è... Per fare un fiore così si parte da una massa verde grande così, la si strappa, la si pulisce, la si lava, la si rilava, la si mette al buio, la si ripulisce ancora e ti viene fuori una cosetta del genere che è una cosa straordinaria. Questo è un lattugone. È un lattugone grande. C'è un lavorone. C'è un lavorone straordinario, questo non esiste, questo è stato inventato nell'800 dai trevigiani. È un lavorone. E questo lo salteremo con un po' di guanciale affumicato, con un leggero velo di vino bianco. Quanto costa questo preparare piatto? Una cosa di questo genere, cioè questa cosa, il tutto per 4 persone? Per 4 persone io credo che qui con 20 euro ci stiamo. Quindi non è una cifra... 5 euro a persona. Assolutamente, cucinando, proprio utilizzando il radicchio di Treviso. Se no ci sono anche varie alternative, non è che costi... Ma è un piatto unico questo? Questo è un piatto unico perché poi ti fa vedere, Bruno, c'è praticamente, ci sono i legumi, c'è la patata, c'è la verdura, c'è il cotechino che fra l'altro ha questa peculiarità di avere il radicchio all'interno, quindi gli dà una sapidità diversa dal classico cotechino e il piatto è servito. 20 euro, come la mettiamo?
Beh, io riesco a fare anche di meno volendo. Prego. Sono riuscito per lei e per me a fare una frittata 3 euro a testa. E ci ho messo di tutto. Però non c'è carne. Ma lei cucina? Sì, Ma lei sa cucinare cucinare la carne? Sì, cucino anche bene. Ma al supermercato andate dalle occasioni? Per forza, perché se no... Ma il problema non è... No, scusi, la frittata non mi interessa. Questa frittata che ci ha messo dentro? Allora, una cosa proprio macrobiotica. Prosciutto, mozzarella, latte, parmigiano e uova. Beh, insomma, buona. Però 2 euro in più ci stanno, Buono. Ma io volevo chiedere se la 3 euro. 3 euro. Praticamente quello che ho speso di più erano le uova. La bambina di 3 anni? Ma mi piace. Mi piace? Mi piace, sì. Mi piace. Sì. Però un piatto per il pranzo di Natale, l'ultimo dell'anno, che ha un po' di estrosità, non è abbordabilissimo. Poi ci possiamo mettere anche una bella bottiglia di vino. Ma il problema però, scusi, io volevo dire una cosa, per un attimo puntualizzare, non sono tanto le occasioni quando uno va a fare la spesa, perché quelle si trovano, saranno anche specchietti per le allodole, ma il problema grosso sono le spese fisse che le famiglie oramai hanno. Le bollette, quelle robe là. Perché allora facciamo un esempio, lei prima parlava, signor Ministro, di 17 milioni e mezzo di lavoratori, prego. 17 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti. Per arrivare a 24 ci sono circa 6-7 milioni come lei. Sì, sono 6 milioni di... Queste persone sono tutte persone che in questo momento, chi ha un'attività, chi ha una libera professione, che tira veramente a campare perché anticipa dei costi e difficilmente riesce a prendere dei soldi. Sembra assurdo, ma io conosco gente che per farsi pagare una parcella è un anno che aspetta da una banca. Quando si lavora in questa maniera diventa veramente ha ragione, Ministro, lui ha ragione. Ho capito, però uno al fine mese ci deve pure fratelli che fanno i gioiellieri e che sono lavoratori autonomi e che in questo momento non se la passano benissimo, però hanno guadagnato nel passato. Questo fa parte del rischio d'impresa. Fa parte del rischio d'impresa. Perfetto. Il lavoratore autonomo ha questa caratteristica, che quando le cose vanno bene guadagna, quando vanno meno bene ci perde. Però quando c'è crisi, quello è consumo in meno e l'economia decresce. Posso dirle, io mi preoccupo di più dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi mi preoccupo leggermente. Io mi preoccupo di tutti, perché alla fine l'economia è fatta da tutti, cioè io però vedo che stanno tutti così. Sono molti giovani professionisti che stanno soffrendo. Assolutamente questo è vero, cioè non hanno ancora avuto la possibilità di guadagnare il passato. Mi faccia dire una cosa. Il problema delle imprese che l'anno scorso hanno chiuso 110.000 imprese e che quest'anno lo stock tra aperture e chiusure e che quest'anno i dati al 30 di settembre purtroppo altre 60.000 imprese hanno abbassato la serranda. Se consideriamo... anche per dei cambiamenti strutturali, però lei lo sa. Però no? guardi che prima i dati, prima della crisi erano un pochino diversi. La crisi ha colpito le piccole e medie imprese. E ci siamo giocato lì? Un po' di non latte. si cena più No, ce la facciamo. Ce la facciamo. Vabbè. Scappato il latte, Bruno, proprio l'ho già utilizzato, costa poco. Anna, però dipende dal produttore, Anna? Bruno, io mi intendo poco di numeri, di percentuali, eccetera, però a parte il fatto che il racconto di questa giovanissima famiglia è sconvolgente e purtroppo, Ministro, fotografa una realtà. Qualche giorno fa ho letto sul Corriere una lettera di una madre che ha una figlia precaria e il titolo era proprio... Quella signora è una giornalista, caporedattrice di un settimanale, tanto per non è una madre, è una giornalista. No, una madre è una madre caporedattrice. Diciamo che la lettera era scritta da una professionista. Però la situazione esiste. Non volevo fare, si fa anche molta retorica. Mi perdoni, Ministro, non volevo fare una dietrologia. Io ho letto una lettera su un giornale pubblicata dal Corriere della Sera, che non mi sembra che sia un giornale. È una redattrice capo. È stata redattrice capo del Corriere della Sera. Abbiamo qui una famiglia italiana che questo tipo di rappresentazione ce l'ha portata de visu, ecco, non scritta dalla mamma redattrice o caporedattrice. Cioè mi ha colpito questa fotografia di mancanza di progetto da parte delle giovani famiglie, di mancanza di sogno, di vita nel precariato. Un precariato con contratti a termine che poi magari vengono rinnovati, poi magari ancora un altro anno.
e poi magari non più, ti fotografa una realtà che non ti consente di investire. Non è proprio così. Questa è la sensazione che c'è, ma io ne conosco tanti, Ministro, non una qui e non un caporedattore. Non è proprio così. Io ho tanti figli di amici miei che sono così, sì, hanno questo contratto a termine, sì, forse mi tengono tra un altro anno, ti sposi? No, veramente in questo momento forse non me la sento. E allora quando? Allora, signora Kanakis, il 90%... Mi perdoni se la interrompo un'altra volta, io sono del 62. Il 90%. Avevo questo, mi perdoni, ma volevo proprio entrargli su questa domanda. Avevo un'idea di futuro quando ero ragazzina. Sapevo che avrei studiato, avevo questa sensazione che un giorno il mio mestiere l'avrei fatto, avrei trovato un'occupazione. Sento una precarietà intorno fortissima. Come Posso risponderle? Certo. Allora, il 90% dei lavoratori dipendenti oggi in Italia, anche qualcosa di più, ha un contratto a tempo indeterminato. I tassi di precariato o di lavoro atipico in Italia sono meno della metà di quello degli altri paesi europei. Solo che sono aumentati molto negli ultimi 10 anni, per cui la nostra percezione dell'atipico è molto cresciuta solamente perché fino a 10 anni fa non li avevamo i contratti atipici, si preferiva il lavoro nero. Con la legge Biagi e il resto sono aumentati i lavoratori atipici, sono il numero di 4-5 milioni in questo momento in Italia, però sono ancora la metà di quello che avviene negli altri paesi europei. Punto primo. Punto secondo, il futuro. Noi stiamo venendo fuori da una crisi spaventosa. Meno 6,3% di reddito, meno nel 2008, tra 2008 e 2009. Questo certamente ha inciso sulla vita della gente, sulla percezione, sulle paure, sulla visione del futuro, sui giovani, sugli studenti. Cioè la nostra percezione di tutti, anche di quelli che hanno mantenuto il posto di lavoro, anche dei pensionati, 20 milioni, per cui non è cambiato niente, per fortuna, non è cambiato niente. I 17 milioni e mezzo che hanno mantenuto il posto di lavoro, 17 più 20, fa 37 milioni e mezzo, per cui non è cambiato nulla. Tutta questa gente però ha avuto una gran paura di quello che stava succedendo attorno e questa gran paura si è tradotta in calo dei consumi e preoccupazione per il futuro. Il calo dei consumi è ovvio. No, mica tanto è ovvio, perché i redditi non sono diminuiti. Ma, mi scusi, questo è il mi scusi. Ma non possiamo chiamarla un atteggiamento psicologico, mi scusi, è realtà dei fatti, del quotidiano. Lei non li sa i fatti. Ma abbia pazienza, signor Ministro, mi occupo di questo. Abbia un po' di rispetto. Se ne occupa male perché confonde le cose. Abbia un po' di rispetto della gente. Lei sta dicendo che se non si è perso il lavoro è soltanto un problema di paura? Le sto dicendo che i redditi da pensioni e da lavoro dipendente in Italia sono rimasti costanti, i redditi reali. Sono i prezzi che sono esplosi, non so come dire. Ma lei dice una stupidaggine. Ma non è vero. Ma lei dice una stupidaggine. Ma non è vero. Lei dice una stupidaggine. Dall'euro in poi, signor Ministro, lei sta dicendo una stupidaggine. Dall'euro in poi il cambio è stato fatto uno ad uno. Nel 2002 i prezzi sono stati convertiti da 1 a 1. Nel 2002 c'è stata, dei nostri problemi. È stata. Dopodiché però negli ultimi anni, cioè lì è stato un aumento pazzesco, dopodiché da alcuni anni però si è bloccato. È questo che voglio sostenere, che si è partiti da una speculazione conseguente all'euro. Lei dice tutto il contrario di tutto. Ma io sto dicendo forse non mi sta che da 4 anni a questa parte, 4 anni fa l'andamento dell'inflazione era attorno al 4%, noi siamo andati scendendo fino sotto l'1%, adesso stiamo risalendo verso l'1,6%, questo è l'andamento degli ultimi 4 anni. Da dove venivamo? Questo le chiedo, da dove venivamo? Le sto chiedendo questo. È chiaro che se facciamo il paragone, io sono sicuro che se da domani mattina ci ridessero gli stipendi in lire e mettessero i prezzi in lire, noi diventeremo ricchissimi perché vedremo dei prezzi così spaventosi che tutto quello che guadagniamo noi, che sarebbe una cifra enorme rispetto a quella, ci spaventerebbe, perché quanti milioni costa quella cosa? Dico, siamo impazziti, cioè, sarebbe l'effetto psicologico. Non c'è dubbio che questa è stata la grossa polemica del 2002-2003, insomma, i prezzi allora, questo voi dovete ammetterlo. Lì i lavoratori, diciamo, autonomi
hanno fatto carne di porco. Guardi, diciamola, se lei adesso, i lavoratori dipendenti hanno preso la fregatura. Se lei adesso mi permette di replicare, perché se lei mi permette di 2 replicare, milioni non sono uguali a 1.000 euro. Volevo dire che io capisco la situazione della famiglia che ha espresso i suoi problemi, perché per noi, per le nostre imprese, chi lavora nelle nostre imprese non sono dei dipendenti ma sono dei collaboratori, perché rappresentano il nostro patrimonio e al tempo stesso sono quelli che ci sorreggono i consumi. Va detto una cosa purtroppo, che questa è da sottolineare, che in Italia, ce lo dice l'Ocse, il costo del lavoro è in Italia al 6º posto nella classifica e il reddito netto è il 26esimo. Andiamo al sodo. Questo significa che bisogna sostenere i consumi d'accordo, ma non solo la bolletta, la cosa eccetera. Guardi, un cuneo fiscale a memoria più basso. Posso citarle tutto quello, guardi, sono 10 anni che allora, con la stessa serenità con la quale io le dico che negli ultimi 3 anni i prezzi di fatto, salvo eccezioni, non sono aumentati, le devo dire che la speculazione che voi avete fatto sui prezzi al momento non è assolutamente vero. Abbia pazienza, ma scusi, la concorrenza avrebbe penalizzato le imprese che si fossero comportate male. Il governo avrebbe dovuto mantenere i cartellini per il più a lungo possibile. Su questa stessa poltrona c'è stata un'especulazione sui prezzi, non potete avere ragione su assoluta. Avete fatto una speculazione, ma lo dimostri, ma non lo dimostri i prezzi, ma scusa, abbia pazienza. Ma ci sono gli indicatori sui prezzi, dottor Vespa, abbia pazienza, sono degli indicatori oggettivi quelli, come quello che abbiamo testato. Ma lei si ricorda un indicatore di aumento dei prezzi che ha detto? Un indicatore. Che dice che ricordi il prezzo dei mandarini. Altro che indicatore. Ma i mandarini ma dove andiamo? Che indicatore? Ma dai. Renato Mannheimer, no, prego, no, vieni qua. Cosa succede? No, voglio farvi vedere, guarda. Tu secondo me hai vinto al gratta e vinci. Perché? Hai vinto perché ti sei convinto. Guardate il doppio petto di Renato Mannheimer. Mia ha detto che questo mi smagriva e allora sì? ho pensato perché sono ingrassato. Vieni qua. Dove mi metto? Ai fornelli? Renato Mannheimer, prima di fare una spesa ci pensa. Io ci penso. Dove stanno sotto il banchetto? Non c'è più il posto di Renato Mannheimer. Non c'è più il posto. Questo ti hanno messo qua. Ho capito. E l'onorevole Mosca dopo la pubblicità dove la faccio cucinare io? E l'onorevole Mosca là, credo. Adesso magari ci mettiamo là vicino a lei, dai, così dai una mano anche ai fornelli, visto che lei sta sola. Insomma, capito? Non mi fate le verginelle, dai, su, abbia pazienza, dai. È andata così. Non è andata così e continuerò a sostenerlo perché non ci sono indicatori oggettivi. Io le dico, mi citi un dato, non è nato. Ma si immagini la concorrenza, se così fosse. Si facevano i cartelli. Ma voglio dire, le nostre case sono bombardate quotidianamente, lo sanno tutti i consumatori, da volantini, da promozioni, da offerte, da competizioni. Se così fosse stato, lei si immagini le imprese come sarebbero state penalizzate. Le promozioni non ci stavano. Ma le promozioni c'erano nei momenti di crisi. Dottor Vespa, io sono un imprenditore prima di essere un rappresentante sindacale delle imprese. Io gestisco la mia impresa di famiglia e vivo il mercato quotidianamente. Allora, scusi, andiamo al sodo. Lei vuole sostenere che quello che lei vendeva a 1.000 lire lo vendeva a 50 euro nel 2002? 0,5. Dottor Vespa, io le dico che se così fosse sarei anche felice. Io mi occupo di elettronica di consumo nelle mie imprese e i prezzi continuano a decrescere di giorno in giorno. Perché l'elettronica, grazie, il progresso, tesoro mio, abbia pazienza, il primo televisore costava l'ira di Dio. Bene, e adesso perché non si considerano anche i prezzi visto però che lei fa anche attività associativa. Sindacale, certo. Perfetto, vuole dire che un chilo di mandarini che costava, non lo so, quanto costava un chilo di mandarini ai tempi della lira? Poi parliamo anche della però siamo informati sul latte, se vuole le dico il prezzo del latte che è arrivato a 1,70 €, che sono 3.400 lire. Io una volta 3.400 lire per un litro di latte non le avrei spesi. Costava 1.000 lire. Costava 1.000 lire. 1.000 lire. Ma lei costava 1.000 lire. Adesso 1.100 era tanto. Le multinazionali che operano in questo settore con i problemi di cartelli che hanno se si mettono a fare dei cartelli. Allora, quindi diciamo che ce lo siamo inventati. No, con l'euro c'è stato un blackout.
e dentro il blackout è successo di tutto. Ma guardi, Poi qua abbiamo fatto delle cose all'ultimo sangue. Guardi, Sergio Bilè è venuto qui a fare il patto porta a porta con le pizzerie, 7 euro pizza, Coca-Cola e caffè, e 1200 pizzerie aderirono, eccetera, perché la gente non riusciva più nemmeno ad andarsi a pigliare una pizza fuori. Questo è il motivo per il quale erano 15.000 lire. Negozianti 15.000 lire. L'anno scorso hanno chiuso la serranda e sono falliti. Io gioco a coppe e lei risponde a bastoni. Ha ragione, ha ragione Vespa. Non ha ragione Vespa. Ma sì, dai, su. Allora, interrompiamo per un paio di minuti, poi accompagnerò l'onorevole Mosca ai suoi fornelli e tu renditi utile, per piacere. Cercherò di... Io non sono tanto bravo. Perché su quel Trespol lì mezzo non capisco. Però i sondaggi posso... Lei... Su che le hai fatti i sondaggi stavolta? Su quanto spende a Natale, se spenderai di più, spenderai di meno, cose... Gli abbiamo chiesto. Abbiamo capito. E vediamo. Queste sono le cose che si chiedono in queste trasmissioni. Sarà una sorpresa anche per me. 2 minuti e torniamo. Fai dei regali. Ma che campione hai fatto? Il cuore e la spada, il nuovo libro di Bruno Vespa, Mondadori Rai Eri. L'azione di Fluimucil mucolitico scioglie il catarro, così aiuta a cancellare la tosse e a liberarti dal catarro. Fluimucil mucolitico è un medicinale a base di acetilcisteina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Oggi puoi provare Fluimucil anche fuori casa. Fluimucil compresse orosolubili, pratiche senza acqua. Nuova Opel Astra Sport Tourer, alla guida in tutti i sensi. Opel, wir lieben Autos. Ugo, buon Natale. Non te l'aspettavi, eh? Quanto sei felice! Abbracciamoci come 2 koala. Mi vuoi bene? Lo so, ma sono un uomo sposato. Questo Natale c'è Sky Christmas Box. Cinema e più di 60 canali a 29 euro al mese. E il calcio in regalo. Regalati Sky e Sky ti regala il calcio. Giocano calciatori! Sei contento? C'hai la lacrimuccia. Ricciarelli Sapori, la festa nel cuore. Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano, voglio il meglio. Sono Roberto Carlino, presidente di Immobil Dream. Da 30 anni Immobil Dream, azienda leader nel settore immobiliare, realizza il sogno di migliaia di famiglie. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino. Nelle concessionarie Fiat il 2010 non è ancora finito. Approfitta delle offerte last minute per regalarti la tua nuova Fiat. Su tutta la gamma in pronta consegna, 1.000 euro di extra bonus last minute Fiat. Corri, hai tempo solo fino al 31 dicembre. In un mondo dove pochi sanno che un gatto sterilizzato ha bisogno di una dieta speciale, Brando Miao mangia Friskies per gatti sterilizzati, mantiene il peso sotto controllo e il sistema urinario sano. Brando Miao è un gatto che vive al massimo. Nuovo Friskies per gatti sterilizzati. Provalo. Il tempo di fumare una sigaretta? 6-7 minuti. Ogni 7 minuti un italiano muore per colpa del fumo. Allora basta fumare. E voi che siete così giovani, non fatevi fregare. Non mandate in fumo i vostri sogni. Il fumo uccide. Difendetevi. Hai capito? Io non fumerò mai. Mica sono pazza. Mio papà quando fuma puzza. Mia mamma tossisce. E per il fumo passivo? Quando tutti smetteranno di fumare il problema sarà risolto. Ditelo ai vostri genitori. Non si fuma più. A Natale, tutti insieme con 24.000 voci.
7 gruppi in gara nel nuovo talent show di Rai 1 e con noi il presidente di giuria Gigi D'Alessio e poi Massimo Ranieri e dal Cile il minatore canterino Edison Peña. Passa Natale con me e con le 24.000 voci. Mili Carlucci presenta 24.000 voci, sabato alle 21:20 su Rai 1. Chi era quel giovanotto con cui hai ballato tutta la sera? Un giornalista. Tu non devi più vederlo quest'uomo. Lo voglio sposare. È sempre stato così, Ricky sposano i ricchi, Rossella. Invece no, non sarà così. Un nome, Rossella. Una vita vissuta con passione. Si dice che lei è scappata di casa per amore. E con coraggio. È vero. Rossella è mia. Sia io che lei ci siamo sbagliati su Giuliano. È un uomo che cerca soltanto l'affermazione sociale. Adesso è completamente sola. Devi andare da lei e dirle la verità. Ci racconterà l'amore, Gabriella Pession. Per tutti noi sarà la fragile e fortissima Rossella. Dove sei stata tutto questo tempo? Allora, riprendiamo. Ci manca il dado. Momento di panico, durante la pubblicità ci siamo perso il dado. Ci manca il Come si dado. fa a fare il dado? Ma non roba dell'altro mondo, ragazzi. Come mai? Se lo chiediamo a prestito dai Cercate un concorrenti. dado, cercate un dado. Come si fa? D'Urso, un dado, vedi dai concorrenti. Guarda, ti Ce l'hai, prestiamo il nostro brodo. Ce lo fai, Prestiamo il brodo di questa Ma roba parte dell'altro dello mondo. Un po' di gentilezza. Qui c'è un attentato, guardate, c'è un attentato. Tranquilla, ti prestiamo il nostro brodo. L'onorevole Mosca con l'assistenza di Anna Ok. Kanakis e la testimonianza. No, di Renato- l'importante è l'assistenza, sto dirigendo io. Stai dirigendo. Adesso Allora, ci vuole il brodo. Che cosa fai ancora? Avete tagliato la No, allora cipolla? io sono stata presa a tradimento perché io non cucino, non so cucinare, cucino un piatto che è Che è questo? E allora oggi L'importante è sono farlo contenta, bene. non lo cucino mai, oggi sono contenta. E siccome non è par condicio perché il ministro che doveva cucinare non ha cucinato, abbiamo fatto solidarietà femminile, Brave. che non si fa mai, Bene. che lui dice che non si fa mai e invece io Si sono fa. una di quelle Perfetto. convinta Allora, voi che fate la un solidarietà risotto allo femminile- zafferano? Facciamo un risotto allo zafferano. Cosa Spero ci che fa questo di zafferano Salamini? venga da Navelli, La- dalla mia Cosa- terra, il cosa miglior ci- zafferano del mondo. Ah, è la Lugani. Vabbè, che succede? Il dado c'è, dove sta il dado? Dico. Allora, Parannanza. Vicino al dritto c'è il dado? Ah, questo qua. Questo Vabbè, sarebbe il dado. Ma ci hanno già dato il brodo, Questo sarebbe ragazzi. il dado. L'abbiamo già, Ecco il l'abbiamo dado. già. Abbiamo Non già. da dove, Poi da ci dove, vuole un po' dove? più d'acqua. Allora, Posso dire che vi vedo messe molto male. Non abbiamo lanciato, cara. L'abbiamo Vabbè. detto in anticipo che L'aspetto è non... tremendo. Allora, Mannheimer. Comandi, cosa devo fare? Metta almeno questo. Metto questo, metto... Prendi tu. Ma che onore, ragazzi, Guarda mettere qua. il grembiule almeno a quello, modesta sì. signora ancora una... Guarda, ho Non ne anche abbiamo un messo altro? sbagliato. Non ne abbiamo un altro? L'ha messo Dico che bene? il grembiule rosso? Ecco, Non ne guarda abbiamo un come, altro, come vabbè. l'ho messo bene. Perché Allaccio pure. allaccio dietro. È eccitatissimo Renato. Beh, ragazzi, lo voglio vedere voi. Guarda, e sapeste dove... Non ti avvicinare troppo, sono Renato, qui che c'è- devi allacciare. Fermi. Ecco, Cosa vabbè, succede ecco, con appunto, dai. È stato fantastico, sono tutto sudato. Allora forse è meglio Poi ci racconterai questa esperienza. che giri di là. No, ma sta sudando vai sul un po' serio. di là sul Sta trespolo. sudando Non c'è sul più il serio. trespolo. No, il telefono non c'è. Allora, forse ci vorrebbe un altro coltello e non un'accetta, questo. eccolo qua, va bene. Io vado, Sì, un po' di cipolla e poi si vuole. Ok. Allora, mentre voi andate avanti, Noi Renato operiamo. Mannheimer, vieni qui con me, guarda, vieni. È una serata, ti sei messo il doppio petto e ti Stasera è presto la Natale, mia vieni a fare bacchetta. Ecco, illustrano le proiettate cose. e lo illustra da là. Avanti. Dunque, questi dati sono dati Allora, io soggettivi. cedo qua. La Via. gente viene interrogata e dice quello che sente. Poi i dati obiettivi, quelli che voi avete discusso ampiamente, confermano o smentiscono le cose. Sono il primo a sottolineare che i dati oggettivi hanno la prevalenza e questi sono intenzioni, danno un'idea dell'intenzione della Le gente. percezioni, questa è come la temperatura percepita. Poi, se la gente ha speso di più o di meno, come qui c'era la domanda, quest'anno spenderà di più o di meno, ce lo diranno, anzi non ce lo stanno dicendo perché litigavate tra di voi, però ce lo dovrebbero dire i dati obiettivi. Come percezione soggettiva gli italiani si dividono in tre, a dimostrazione che esistono diverse categorie di persone. C'è un 30% che dice di più, 31 che è uguale a 30 dice di meno e 30 che dice uguale di più o uguale però fa 60, cioè non sembrano questi dati
No, non suggeriscono niente, suggeriscono una assoluta presenza, guarda, mi metto proprio qui al posto di Vespa, un'assoluta presenza di tre categorie. Un altro dato interessante è se la gente fa i regali. Tanti, quasi tutti fanno i regali, 3 italiani su 4, un quarto non li fa, ma questo dato non è variato molto dagli anni scorsi. Quindi ancora una volta sembrerebbe trovarsi di fronte a un dato di relativa stabilità, anzi si fanno più regali adesso di 20 anni fa, diciamo, cioè di quando quindi anche questo dato suggerisce non tanto una restrizione quanto una stabilità. Tu sei generoso nei regali di Natale? Io sono generosissimo, faccio dei regali straordinari, vieni a vedere, la sera del 24 ci scambiamo i regali, ho comprato delle cose favolose, specie elettronica, ci sono delle cose, e ho ricevuto già dai regali bellissimi, già alcune, io faccio un lavoro per un'azienda alimentare, mi ha mandato un cosciottone meraviglioso. Andrai in vacanza o no durante Natale? Anche questo stato qui è grosso modo sempre lo stesso, questo è un dato di Confesercenti, il 23% dice di andare in vacanza. L'anno scorso era grosso modo simile, la maggior parte della gente non va in vacanza a Natale anche perché siamo in un posto dove si va a trovare il parente, si va a trovare l'amico, eccetera. Vacanza, un italiano su quattro che fa parte sostanzialmente delle categorie più abbienti, ma non solamente. E poi gli abbiamo chiesto, ma lei se limita delle spese, su quale dei seguenti categorie lei limiterà le spese? Questo cartello ha 2 schermi, c'è anche il secondo schermo che adesso verrà illuminato. Il 22% dice che taglierà le spese ai regali ai parenti, il 20% su per se stesso, il 21% per gli amici, il 9% solamente dice che toglie i regali al coniuge, perché il coniuge stare attentissimi, specie a Natale, attenti alla pace in famiglia, solo il 7% per i bambini perché non è giusto, l'11% su tutti, 4% su nessuno e 6% non farò regali. Questi sono solo quelli che hanno detto di tagliare delle spese. Quello che viene fuori da questi cartelli è una idea di attenzione, come dicono i dati, cioè sembrerebbe, i dati dicono che stiamo uscendo dalla crisi, tutti sperano di sì e infatti gli indicatori di fiducia crescono, ma ancora non ci si crede veramente, quindi prudenza. Con quel che abbiamo passato, vuole toccare per credere, non c'è dubbio. Tocchiamo legno, cioè ci dicono gli economisti che stiamo uscendo dalla crisi. Sarà vero, alcune aziende hanno visto una crescita, altre non ancora, altre tentennano, c'è il problema dei pagamenti, come avete detto. Prudenza, questo è quello che dicono questi dati. Ecco. Adesso devo andare avanti a dire... È finito il tuo lavoro? Vanno benissimo e le aziende di media è vero, male. Perché c'è un certo settore, c'è questa quota, il 15% delle famiglie che non ha avuto indagini, che è andata benone con la crisi e che sta benissimo, quello è vero. È anche vero che anche tra gli altri, tra la gran massa c'è stata molta stabilità, quelli che avevano uno stipendio fisso sono andati. Il vero problema è quello che dicevate voi prima, cioè i giovani e il precariato, però anche lì c'è un problema psicologico. Si tratta, come in altri paesi, di capire che il posto fisso subito, che era tanto bello, non c'è più e bisogna darsi da fare. La mia generazione è cresciuta non con il mito, con la certezza del posto fisso. Io sono uno di quegli imbecilli che non ha riscattato gli anni di laurea perché tanto se campo andrò in pensione col massimo, come si diceva allora, che è un'assoluta, perché poi non immaginavo che cambiasse niente. Le regole delle pensioni. Infatti, ma io ho fatto 8 anni di precariato all'università, ma perché volevo fare quel tipo di investimento. Certo.
Però il signore lì anche se sto cucinando, ascolto, su questo non è proprio vero, perché non dire le cose, ma certo, è verissimo. non dire le cose come stanno per fini demagogici va bene, ma non guardare in faccia la realtà dei giovani di oggi italiani vuol dire non avere la responsabilità di volerli risolvere questi problemi, perché in Europa i giovani italiani sono quelli che hanno il peggior sentimento rispetto al futuro, da un lato, e sono quelli che vivono con una aspettativa di realizzare la professione per la quale hanno studiato oggettivamente più bassa. Sono i giovani che maggiormente vanno all'estero a trovare la loro la possibilità e ci sono di anche fare... 2 milioni e 2 che non lavorano né studiano, lo sai? E vivono in famiglia fino a 30 anni, questo vuol dire relegare, e non da oggi, da tanto tempo. Relegare alle famiglie il fatto di dover mantenere questi ragazzi che invece sono l'energia vitale di un paese, sono il futuro. Vuol dire che le famiglie che hanno 30 anni, e l'hai scoperto adesso la situazione è molto peggiore, perché ma non è vero, perché l'80% dei posti persi nel biennio della crisi sono stati persi proprio dai giovani. Non è vero neanche questo. Punto. Ma come no? Non è vero neanche questo, perché il lavoro atipico spesse volte ha sostituito i cassi integrati e il tipico. Ci sono dei meccanismi più complessi di quelli che la retorica corrente propone. Ridateci il futuro, ma perché? Perché 10 anni fa era diverso, 15 anni fa era diverso, ma non è assolutamente, lo dicono tutti i dati, lo dicono tutti gli osservatori, lo dicono tutti i confronti con i paesi noi stiamo vivendo i postumi. Scusami, non volevo passare la voce su di te. Noi stiamo vivendo i postumi di una crisi molto grave e queste sensazioni che sono generalizzate negli studenti, nelle persone, negli anziani, nei lavoratori che hanno mantenuto il posto di lavoro, tutti hanno paura, perché la crisi ha fatto paura a tutti, anche a quelli che non hanno rischiato nulla dentro la crisi. Questo è il punto. Comunque, per alleggerire, voglio solo dire questo, che come tutte le donne noi stiamo cucinando, replicando al ministro, e questa è la situazione delle donne italiane. Certo, fanno due lavori insieme, vi do una mano. Vi do una mano. Oh, bravo, vi do una mano. Lei come lo farebbe il risotto? Come? Come lo farebbe il risotto? Vediamo se non ho visto l'incipit, io l'avrei tostato prima, dopo avrei aggiunto un po' alla volta il brodo, cosa che avete fatto. Sì. Ci manca una padella, abbiamo dovuto cuocere le secondo me vanno benissimo. Poi con le piastre non è facilissimo. Maggioranza e opposizione d'accordo sul risotto, vediamo lo zafferano, questa è la cosa. Ma del fucino? No, me lo auguro, ma non credo, Perché no? Perché questa è una cosa straordinaria. Ma ne mettiamo un altro po'? No, è già sufficiente così. Uno basta. Esageriamo. Abbondanti, abbondanti. Come diceva dai, non del fucino ma di navelli. La patria di Franco Marini. Così diventa molto costoso, perché lo zafferano, come si sa, è non c'è uno dubbio, dei è costosissimo. Bruno, che vino accosteresti? Perché Bruno è un intenditore. No. Io ci metterei, io non lo so, io ci metterei un grosso. Assolutamente, no? Concordo, Bruno. Un grosso non di corpo eccessivo. No, è il bel territorio. Prego? Parlando del Friuli si potrebbe mettere Bruno un refosco. Un refosco peduncolo rosso, ci starebbe, no? Poi però ovviamente anche qui Bruno un rosso. Infatti. Però quello il rosso per il cotechino a radicchio lo devi dire tu. Questo lo facciamo assaggiare a Mannheim. Ma lì, curiosamente, voi avete una regione che per i vini, eccetera, ma io provocatoriamente vi dico che anche un bel Montepulciano d'Abruzzo lì ci starebbe bene. Ci sta. Un Montepulciano di quelli... Sono le lenticchie, ci sta. Di quelli seri. Andiamo un momento con Nadia Lese, un sabato a fare la spesa all'outlet. Ah già, che adesso vanno molto di moda. Signora, quanto pensate di spendere per questi regali di Natale? Caro mio, sono una pensionata, ma che posso spendere per questi nipoti? Poco. Ce n'ho pronipoti 5, nipoti 2, figli, mogli dei figli. È un casino che non finisce più. Si vorrebbe spendere tanto, ma non ci stanno.
No, si spende pochissimo, basta, piccoli pensierini e basta. Giocattoli per i miei nipoti, basta, quest'anno solo quello. Cerchiamo l'offerta più conveniente e ci adeguiamo di conseguenza. Si pensa ai bambini e basta. Negli outlet si risparmia? Meglio, sì, molto meglio. Rispetto alle città, noi abitiamo a Terni, i prezzi degli stessi prodotti 40-50% in più, penso, anche più. Nel 2010, anno in cui a detta dei responsabili delle strutture commerciali è arrivata la vera crisi, gli outlet che danno la possibilità di acquistare merce di marca a prezzi contenuti hanno tenuto e in alcune città italiane l'afflusso si è addirittura incrementato. C'è parecchia crisi e cerchiamo di andare dove fanno i saldi, si spende meno possibile. Al posto di andare al centro di Roma si viene all'outlet, magari si compra una cosa di marca che fuori sta un pochino più cara. Qui si riesce a fare qualche risparmio in più. Vedo che ha un sacco di pacchetti. Quest'anno noi siamo venuti fuori da un terremoto, siamo dell'Aquila, adesso siamo due disabili tutti e due e vogliamo goderci la vita. Possibilità di lucrare. Non si può. La sta durante il servizio che abbiamo seguito, noi ed era molto interessante. Io e Vespa, come si dice a Roma, stavamo a mangiare. Non è proibito, è proibito, che non so per quali ragioni, ma è proibito. Hanno detto che è proibito. Non lo so, per ragioni igienico-sanitarie, non lo so, c'è da dire che devo fare. Vabbè. Allora, a che punto siamo qua? A che punto siamo? Buonissimo. Ci mettiamo sopra i paesi. Tu lo sai fare questo? Assolutamente no. No, beh, si stanno asciugando. No, però è molto semplice. Sì, molto semplice, bisogna solo starci un po', un po' dietro, ovviamente, come tutte le cose. Lei, Ministro, lo sa fare, questo qua? Qui non c'è una foto. Sì, le lenticchie, sì. Assolutamente. Guarda che Renato in trasmissione da me ha detto la sua ricetta della pasta e fagioli. Ecco, la possiamo ripetere? Qual è la ricetta della pasta e fagioli? Intanto ci vogliono i fagioli buoni. Certo. Si mettono a bagno la sera prima. O se non si ha tempo si mette un po' di bicarbonato e si fa veloci. E va bene, poi meglio la sera prima. Meglio la sera prima. Poi si fa il soffritto. Io metto metà burro, metà olio, extravergine di oliva. Sciolgo, soffritto, io metto cipolla, carota, sedano e prezzemolo. Guarda un bel soffritto. Si fa imbiondire il soffritto. A quel punto si aggiunge acqua. Ma non mettevi il gambuccio, scusa? No, dopo, alla fine. Sì, però mi ricordo che mi avevi detto il gambuccio. E si fa cuocere, si mette dentro i fagioli, si aggiunge l'acqua e si fa cuocere, poi si tolgono 2/3 dei fagioli e si passano e 1/3 lo si lascia. Il tutto nel frattempo. Questa mi scappa. No, è vero, io l'ho visto, cioè, confermo. Quello è del frullato dei fagioli. Se si vuole si mette anche un ramo di rosmarino, oppure un sacchetto con il rosmarino perché poi si toglie, perché il rosmarino poi è fastidioso, eccetera, eccetera. Si prende così, la rosa di mare. Si prende così, esatto. E si lega, bravissimo. e si lega. Dopodiché è facile toglierlo, senti che profumo, si fa tutto questo, a quel punto l'amalgama diventa morbido, si controlla di pepe, sale e un po' d'olio ancora, si lascia da parte la parte passata e a quel punto si decide, si può fare solamente così senza la pasta e quindi è solamente crema di fagioli, oppure i maltagliati. La morte sua sono i maltagliati freschi, grandi o piccoli. E il gambuccio a quel punto si mette alla fine, quasi contemporaneamente alla pasta, perché sennò è troppo forte e condiziona il sapore, e poi alla fine si lascia raffreddare un po', perché va fatto maturare, e poi ci si suddivide anche i pezzetti del gambuccio. No, io confermo, io ho avuto modo di assistere a Renato che cucinava, io l'ho definita la sua vellutata pasta e fagioli. Perché a seconda di 2/3, 1/3... Cucina bene anche la carne, confermo. Accomodatevi. Allora, che punto avete mollato lì? Noi abbiamo agito. No, è pronto. Tutto fatto. Certo. Volevamo Mannheimer per la carne. No, adesso vengo, siccome non si può mangiare, adesso va in onda un filmato e vediamo che succede. Allora, vediamo un momento come mettere al sicuro, questo riguarda in particolare il Ministro Brunetto, ma vedo che l'onorevole Mosca è molto ferrata e quindi non so se ha anche su questo, come mettere al sicuro i soldi, nel senso,
Gli italiani hanno risparmiato, sono grandi risparmiatori. Il risparmio privato è quello che ci ha fatto lievitare nelle classifiche dove stavamo in fondo per il debito pubblico, quindi il risparmio privato ci ha fatto respirare, ma quei pochi o tanti risparmi, cosa fare? I giornali sono pieni in questi giorni di consigli, le borse saliranno perché sono troppo depresse, le obbligazioni scenderanno perché invece i tassi di interesse saliranno. Io lascio a Enrico Cisnetto la responsabilità di quello che dice. Natale con il mal di pancia. No, non nel senso delle conseguenze di un eccesso di torroni e panettoni, ma nel senso delle preoccupazioni che gli italiani vivono per i loro risparmi. Intanto un rovello, non è che dopo Grecia, Irlanda e Portogallo ora tocchi a paesi più grandi e forti come Spagna e Italia subire l'attacco della speculazione finanziaria? Stamattina sui mercati i titoli di Stato italiani e spagnoli dovevano concedere una remunerazione rispettivamente dell'1,66% e del 2,55% maggiore di quella dei Bund tedeschi, che sono considerati la pietra di paragone, perché la Germania è il paese più forte e solido d'Europa. Distante dal 3,49% pagato in più dai titoli portoghesi, dal 5,44% di quelli irlandesi e dall'8,93% di quelli greci, ma pur sempre tanto. Segnale non ancora di pericolo, ma di allerta sì. E BTP e CCT sono ancora una fetta importante della ricchezza accumulata dagli italiani, anche se in progressivo regresso. Patrimonio che proprio oggi la Banca d'Italia ci ha detto di stimare in 8.600 miliardi netti, di cui 4.800 in immobili. Stiamo parlando di quasi 6 volte il PIL, il prodotto interno lordo, e un po' meno di 5 volte l'intero debito pubblico, arrivato alla cifra record di 1.867 miliardi. E pur tuttavia in regresso, tanto che risulta essere tornato a valere quanto era nel 2005. Si tratta di 350.000 euro in media a famiglia, ma si tratta del classico pollo di Trilussa, perché in realtà il 45% di questo patrimonio, cioè 3.870 miliardi, è in mano al 10% delle famiglie, mentre il restante 90% è costretto a dividersi solo 4.730 miliardi, cioè poco più di 200.000 euro a nucleo. Chi invece vive non potenziali preoccupazioni, ma problemi immediati e drammatici, è quel 3,2% di famiglie che Banca Italia definisce in possesso di una ricchezza netta negativa, cioè dove i debiti superano il patrimonio. Comunque sia, buon Natale a tutti, speculazione esclusa. Allora, prima di chiedere a Brunetta, non come ministro, ma come economista, un consiglio, vogliamo dire che il ministro e chi vi parla si sono permessi durante l'intervallo di andare ad assaggiare il risotto della cooperazione femminile Mosca-Canakis e devo dire, nonostante la precarietà della situazione, il fatto che hanno cominciato tardi, eccetera, è buono. Quindi promosse anche loro. Eccolo lì, molto carino, grazie. Allora, questi risparmi, 2011, che suggerisce? Dipende. Dipende se uno è giovane o non è più giovane, dipende dalle sue prospettive di vita, dipende dai suoi progetti di vita, dipende se è una famiglia... Una famiglia media italiana, dai. Allora, il mio consiglio da economista è sempre il mattone. Il mattone, in questo momento i mutui sono ancora molto convenienti. Poi tenderanno a salire, no? Però, vede, questo è un problema... me lo faccia dire, mutui e tasso fisso o tasso variabile, perché quello poi è il grande dilemma. Se il mutuo dura più di 10 anni, le due cose sono equivalenti, perché il tasso fisso non è altro che un variabile più un'assicurazione che la banca si fa per lasciarlo fisso, per cui alla fine convergono i tassi di interesse che dopo 20 anni uno paga oltre il capitale sono uguali. Quindi, se uno non ha la casa, se la compri, o comincia a metterci un mattone. Se la compri. Se uno è un giovane professionista, come quel signore lì, investa su se stesso, per esempio, e cioè faccia l'esame di Stato, diventi commercialista, si apra uno studio, se può investire, fare un mutuo per aprirsi uno studio, perché è quella il futuro.
fare il professionista, non guadagnare i 900 euro, ma le auguro 10 volte tanto, perché un professionista può puntare a questo. Quindi lei gliela darebbe una mano a suo marito se decidesse di studiare per fare l'esame di Stato? Assolutamente sì, anche perché io sono una ragioniera e c'è stato un periodo in cui stavo studiando per al limite aiutarlo per le buste paga. Per esempio, in questo caso, esame di Stato è un investimento in se stesso. Per esempio, investire in se stessi è una cosa importantissima, che vuol dire studiare, formarsi, prepararsi e così via. Nel caso, una volta fatto l'esame di Stato, un po' di praticantato, eccetera, eccetera, e poi io mi prenderei in affitto uno studio, perché così si fa un bel investimento. Se io avessi un risparmio, o un'eredità o un risparmio, lo investirei, oltre che la casa, lo investirei in un'attività professionale di quel tipo. Questo è per esempio... Investire su se stessi è sempre la cosa più importante, perché non te ne toglie nessuno. Guardi, io adesso faccio pro tempore, molto pro tempore il ministro, no? Però faccio il professore di mestiere. Molto pro tempore perché il tempore è poco o perché è molto? Ma no, perché il mestiere è pro tempore per definizione, quello di fare il politico, certo. E lo dico a tutti. Però il fatto di fare il professore, lei che, al di là della politica, che lavoro fa? Io sono ho fatto diversi lavori prima di fare politica, anche se poi politica la faccio da tanti anni, ma sono ricercatrice, ho lavorato in una grossa azienda italiana per un anno nelle relazioni internazionali, insomma ho fatto un po' di lavori come tanti ragazzi che hanno studiato nella mia età, e condivido in pieno quello che dice il Ministro, cioè che bisogna investire su se stessi, perché penso davvero che sia la chiave e questo sia davvero l'invito più importante da dare ai giovani. Però lo trovo singolare che un Ministro del suo governo dica una cosa del genere quando bisogna mettere anche nelle condizioni i ragazzi di investire su se stessi, perché la possibilità di poter studiare, di poter andare avanti a fare specializzazioni, master, dottorati eccetera, è una cosa che deve essere consentita a tutti. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha consentito di fare queste cose. Mi pare che il governo abbia dato con 4 decreti la possibilità adesso di proseguire negli studi, di investire negli studi. Una delle cose che non si sta facendo è proprio l'investimento in educazione. Delle grandi differenze tra il nostro paese e per esempio il governo inglese è il fatto che il governo inglese sta facendo delle misure pesantissime di tagli, come lei sa, ha tagliato il 30% sulla cultura. Noi spendiamo il 90% di tutta la spesa per l'università in stipendi dei professori, e per cui poi non c'è quasi più niente. L'unica cosa che non è stata tagliata, anzi è stata aumentata in Inghilterra, è stata proprio sull'educazione e sul diritto allo studio. Questa è la differenza. Ci sono un po' di contraddizioni, sulla cultura hanno tagliato il 30%. Però posso dirti, ci sono un po' di contraddizioni però in quello che dici, perché se questo miliardo di euro che è stato con le unghie e coi denti tirato fuori per finanziare la riforma dell'università, sapete dove va? Non va in borse di studio, va in stipendi per ricercatori che diventano professori. E cioè ancora una volta si spende per aumentare, per allargare la massa dei docenti, lo dice un docente universitario, che sono anche troppi. Per cui noi abbiamo una struttura, noi abbiamo una struttura piramidale, per cui tanti studenti alla partenza, i professori sono baricentrati sul numero degli studenti, poi la piramide si assottiglia sempre più, rimangono tanti professori per pochi studenti e per pochissimi laureati. Spendiamo tantissimo per stipendi per professori, ricercatori. Bene, però mi permette, allora non può dire ai ragazzi investite su voi stessi, ma le persone che non possono farlo, e comunque come possono fare per investire su se stessi? Io sono figlio di un venditore ambulante e ho fatto il professore universitario. Alle delle famiglie si rifà ricadere sempre sulla possibilità delle famiglie di poter continuare il finanziamento agli studi che è stato varato 2 settimane fa, che dà ai giovani che vogliono impegnarsi, che vogliono investire su loro stessi, la possibilità di poter proseguire gli studi. E glielo dice un imprenditore che ha fortemente apprezzato questa manovra. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di giovani che siano laureati e che siano pronti con lo skill adatto per entrare nel mondo delle imprese. Le imprese oggi purtroppo si trovano dei neolaureati che non sono adeguati, ecco perché una riforma universitaria
è fondamentale, perché una ricerca che noi abbiamo presentato nel corso del nostro ultimo forum dimostra che le imprese che hanno una quantità di laureati superiore rispetto alla media crescono più delle altre. Di conseguenza a noi servono nuovi laureati capaci ad entrare nel mondo del terziario, che è quello che noi rappresentiamo, quando oggi invece questo proliferare di facoltà e soprattutto una università che è imperniata sul modello formativo manifatturiero, quando oggi l'economia si sta terziarizzando, non ci dà. Ma a lei noi lo sa che solo il 50% delle persone laureate fa un lavoro coerente rispetto agli studi che ha fatto. Questo è una perché non hanno ricevuto un'educazione, una formazione adeguata ad entrare nel mercato. Grazie al cielo speriamo che introducendo il merito adesso possano essere formati in maniera adeguata. Onorevole, mi scusi, però dipende un momento dalla laurea. Perché se lei mi dice che quelli che fanno scienze delle comunicazioni non trovano un lavoro adeguato, ma questo è un problema di orientamento, questo è un problema di che fare la campagna per pregare di non iscriversi a scienze delle comunicazioni, perché so benissimo che poi la gran parte resta disoccupata, che devo fare? Questo è un problema di indirizzare e questo è un problema dell'università. E il fatto che noi abbiamo il numero più alto di laureati che va all'estero, questo è un problema del nostro paese? È una cosa bellissima. Io conosco l'università perché ci ho vissuto, ci ho lavorato, e la considero uno schifo dove non c'è la meritocrazia, dove ci sono i baroni, dove ci sono i figli e i figliastri, dove si spende troppo per stipendi dei professori, insomma uno schifo. Entriamo un attimo nel merito. Dopodomani si dovrebbe approvare una riforma, la riforma Gelmini dell'università, che non sarà il plus ultra, il non plus ultra della situazione, però migliora la situazione. C'è una mezza rivolta, più o meno generalizzata in questo Paese, contro questa riforma. Io non ho capito perché. Perché si vuole la vecchia situazione, mantenere lo status quo? Lo si dica. Si dice non basta, si dica non basta, facciamo di più. Ma fare la rivoluzione o mobilitare i giovani contro una riforma dell'università che va nel senso della meritocrazia, della trasparenza, va contro i baroni, e sinceramente da vecchio professore Adesso non lo capisco. Sentiamo un momento, chiudiamo con questo servizio di Graziella Pulcrano. Abbiamo visto che soltanto un quarto degli italiani dice di muoversi. Dove vanno questi signori a Natale? Quali sono quest'anno le mete scelte dagli italiani per le vacanze di Natale? Le mete scelte sono principalmente le capitali europee tipo Parigi, Londra, Vienna, Madrid, Barcellona, poi le città d'arte e i centri benessere italiane, e poi la neve, vista come si presenta la stagione invernale con abbondanti nevicate, e inoltre il medio raggio Mar Rosso e il lungo raggio Caraibi tipo Santo Domingo. Sebbene l'orientamento sia quello di non rinunciare alla vacanza invernale secondo gli addetti ai lavori, è ovviamente la disponibilità economica a dettare la scelta della vacanza e la relativa destinazione. Quest'anno il 77% resterà in Italia, percentuale in aumento di ben 6 punti rispetto al 2009, mentre il 16% sceglierà un paese europeo, il 6% in meno. La fotografia che viene fuori da un'indagine di Confesercenti vede le vacanze nel periodo invernale in flessione dell'8%, anche se il Natale in particolare tiene, mentre il calo si concentra nel Capodanno con un meno 6% e nei giorni che precedono la Befana con un meno 3%. A partire sono soprattutto i giovani dai 18 ai 24 anni e le persone appartenenti ai profili professionali alti. La tendenza è meno vacanze, ma soprattutto vacanze più brevi. Dalla durata media degli ultimi 3 anni di 6 giorni si scivola a 5. Ma la maggior parte dei vacanzieri, il 40%, sarà fuori solo 2-3 giorni al massimo. Come ci spiega i cambiamenti che si registrano nel modo di concepire i viaggi per le vacanze di Natale? Cercano di trovare sia nelle città d'arte sia nelle capitali europee la soluzione migliore e la location migliore, tipo alberghi che costano di meno. La gente poi aspetta anche l'ultimo momento in quanto si verificano le maggiori offerte che avvengono sotto data a prezzi inferiori oppure tipo last minute. Il 2 per 1 che viaggiano in 2 e pagano 1
Naturalmente queste sono le offerte che molti albergatori e molte strutture hanno fatto e stanno facendo sotto data per poter riempire le strutture. Il Natale sembrava tenere, dalle ultime notizie? Dalle ultime notizie vediamo questa settimana come andrà a finire, ma sicuramente ci sarà un calo anche nel periodo di Natale. Qual è il budget medio di una famiglia quest'anno per trascorrere le vacanze viaggiando? Il budget delle famiglie varia dalle 140 alle 300 euro a persona. Allora, vediamo, anche Nonis ha finito il suo spettacolare piatto di un goccio d'olio. Non c'è partita. Lenticchie con... Lenticchie con sotto di radicchio Treviso saltato, il cotechino a radicchio, un purè di patate semplice, un piatto che insomma credo che a fine anno Natale. E invece la coppia Mosca-Kanakis ha fatto questo risotto. Bellissimo, bellissimo. Questo risotto al veterano con salsiccia brianzola. Va bene? Allora, grazie per essere stati con noi, buonanotte. Buonanotte, benissimo.